Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo lunedì 19 luglio, anche per questa nuova settimana. Una settimana che si preannuncia decisiva su più fronti, a partire da quello più spinoso e caldo anche dal punto di vista politico del Green Pass. Già, perché nella giornata di domani si riunirà la cabina di regia e con ogni probabilità poi il Consiglio dei Ministri. Si capirà quindi a quel punto se ci sarà una via italiana al Green Pass. Il dibattito era stato aperto più o meno una settimana fa dalla mossa dell'Eliseo, del Presidente della Repubblica francese Macron, che lo ha imposto anche per i locali al chiuso. Il dibattito è in corso e oggi ovviamente ci occuperemo principalmente di questo con vari rappresentanti anche delle categorie economiche. E c'è poi la nuova mossa adottata dal governatore Zaia nella giornata di ieri, una nuova ordinanza che va a intensificare i controlli in porti e aeroporti. Questo per porre un freno, per arginare il contagio, soprattutto la variante Delta. Ma vediamo questa nuova ordinanza del Presidente Zaia. Partiamo da qui. Allarme variante Delta, il Veneto pronto al giro di vite sui viaggiatori. L'annuncio del Presidente della Regione Zaia, che sta lavorando ad una nuova ordinanza per incentivare i controlli agli arrivi negli aeroporti, nei porti e nei confronti dei cittadini in generale che provengano da paesi europei che oggi sono oggetto di forte contagio. Conto di firmarla alla volta di domani, ha detto il governatore, in modo che ci consenta di essere operativi già nei primi giorni della settimana con una campagna di tamponi aggressiva. I controlli, precisa Zaia, riguarderanno anche i viaggiatori che rientrano dalle vacanze e non solo. A preoccupare è la crescita dei contagi, 379 in Veneto nelle ultime 24 ore, trascinati dalla variante Delta. Nella Marca è già prevalente e che si accanisce soprattutto nei confronti dei non vaccinati, riaprendo le porte degli ospedali per chi non è immunizzato. Abbiamo un caso anche oggi purtroppo di una classe 68 in terapia intensiva appena arrivato. Ho fatto il giro in ospedale appena arrivato, che purtroppo anche questo non è vaccinato. E per i prossimi giorni, vista l'elevata contagiosità di questa variante, ci si attende un'impennata di casi soprattutto tra i giovani. Noi come ciclo di copertura completa dei 12 anni in su abbiamo il 48,5% e come immagino è molto basso. Siamo coperti sul fronte over 70, siamo scoperti sugli altri fronti. Di qui l'accorato appello del direttore dell'ULSS. Oggi facciamo solo Pfizer, quindi un vaccino che è comprovato, che è sicuro, per cui piuttosto di tornare in ospedale e riprendersi la malattia, come sta succedendo per i non vaccinati, vi prego, vaccinatevi. L'altro messaggio importante che deve passare: se avete un minimo sintomo, se pensate di essere stati in contatto con qualcuno di positivo, se tornate dall'estero, oltre che mettervi nelle aree a rischio, tipo la Spagna, la Croazia, eccetera, dovete mettervi in quarantena e dovete ovviamente fare il tampone. I centri sono aperti, il tampone è gratuito, per cortesia andate a farvi il tampone. Questo il duplice messaggio del direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Tra l'altro è notizia di qualche ora fa il ricovero di un ventenne trevigiano all'ospedale con una broncopolmonite seria. Da una settimana aveva febbre alta, ma non si era rivolto ai sanitari. Parliamo in questi casi di soggetti non vaccinati o perché non si sono iscritti, non hanno avuto il tempo, il modo, non hanno trovato posto o per motivi ideologici. Come sapete, la discussione è aperta anche nei confronti di tutti quegli operatori Novax, operatori sociosanitari che nei prossimi giorni finiranno nei guai, perché mercoledì per esempio nel Trevigiano partiranno ben 200 diffide. Ma vediamo per un attimo i dati di
giornata perché c'è il bollettino appena diffuso da Azienda Zero con la Regione del Veneto. Nelle 24 ore ci sono stati 238 nuovi casi di positività al virus, 60 nel Trevigiano, 33 a Venezia, Vicenza 46, Verona 74. Ancora una volta la provincia Scaligera è una di quelle più interessate dalla pandemia. Se guardiamo alle ospedalizzazioni, il dato resta più o meno stabile. Siamo a 241 ricoverati in area non critica, 17 in terapia intensiva. Quindi diciamo il quadro viene confermato, ovvero da un lato il contagio aumenta anche in modo molto netto, dall'altro il tasso delle ospedalizzazioni resta basso, questo significa che le vaccinazioni ovviamente servono. Questo è il quadro puntuale di giornata. È chiaro che tutto questo ha dei riflessi sul mondo del turismo, che resta il comparto strategico per la nostra regione. Per fare il punto a margine di un weekend comunque estivo siamo collegati con Alberto Maschio che è presidente dell'AIA, l'Associazione Iesolana Albergatori, e Walter De Cassan, presidente della Federalberghi di Belluno, quindi dal mare alla montagna. Buongiorno Maschio e buongiorno De Cassan. Buongiorno a voi, buongiorno Walter, ciao. Buongiorno a entrambi. Allora, comincio dalle spiagge, comincio da Jesolo, dove tra l'altro nei giorni scorsi è arrivata anche l'iniziativa Tamponi on the Beach. Com'è la situazione, Maschio? Com'è trascorso il weekend e corrisponde al vero la voce sempre più insistente che in tanti stanno arrivando tante disdette per agosto? Qual è il quadro? Il quadro è decisamente più confortante di quello che si legge o si sente dire ultimamente in giro. Sembra quasi che la macchina delle fake news abbia ripreso a marciare a gran ritmo. Noi in questo momento stiamo viaggiando già in questa fase a un'occupazione media intorno all'80% all'infrasettimana. Parlo dato appena visionato ora, prima della diretta, per la settimana in corso. Per agosto ci sono buoni segnali. Non abbiamo visto al momento, perché io le do il dato ad oggi, a quest'ora, non abbiamo visto nessuna impennata dell'indice del tasso di cancellazione. Certo, cancellazioni ne abbiamo quotidianamente, ma sono fisiologiche, e per ogni cancellazione corrispondono n prenotazioni in più, è normale averne, ma non c'è in questo momento un aumento di quel tasso, per cui al di là di quello che leggo e sento, per il momento la situazione è ancora direi di serenità da parte dei nostri ospiti. E quello che lei sta dicendo è molto rassicurante, quindi diciamo forse si sta dando spazio a delle voci isolate, perlomeno per quanto riguarda il litorale veneto, perché poi come sappiamo la situazione resta più complicata nelle città d'arte o nella zona termale. Assolutamente sì, lo citiamo sempre, purtroppo i colleghi delle città d'arte ai quali siamo ovviamente vicini sono quelli che da un anno e mezzo soffrono assolutamente di più. Noi delle spiagge continuiamo ad avere un briciolo di stagione, quest'anno tra l'altro va detto, insomma, leggermente anche migliore rispetto alla stagione 2020, che seppur insufficiente ma qualcosa ha dato, insomma, almeno un po' di linfa per mantenere le aziende in vita. E per la montagna poi non mi pronuncio, insomma c'è Walter che senz'altro saprà sviscerare meglio i numeri. Io credo che sarà comunque una stagione sufficiente, che quindi qualche numero che faccia andare avanti, guardare al futuro con un po' più di serenità alle nostre imprese, alle nostre aziende ci sarà. Bisogna capire effettivamente quanto, e questo è una grande responsabilità proprio di chi come voi insomma ha i media in mano, di comunicare correttamente i dati, comunicare correttamente quello che sta succedendo, perché ultimamente nelle ultime ore girava anche la voce qui da noi di alberghi chiusi causa Covid. No, non ce ne sono alberghi chiusi causa Covid, non ce ne sono mai stati e mi sento di dire non ce ne saranno mai, perché comunque i protocolli che utilizziamo sono ancora più stringenti di quelli che ci vengono imposti. Ci siamo autocreati, voglio dire, come sistema Federalberghi dei protocolli
operativi che garantissero noi stessi, le nostre aziende, i nostri collaboratori e i nostri ospiti, quindi stanno funzionando egregiamente. La collaborazione con l'ASL resta costante e anzi ringrazio anche qui in diretta l'ASL 4 e il suo direttore generale Filippi per il grande lavoro e il grande coordinamento che continuiamo a mantenere, utile a garantire il proseguo di una stagione. De Cassan, in montagna come va invece? La stagione era partita in maniera abbastanza fiacca, lei stesso ce l'aveva detto, adesso come sta procedendo? Ma luglio non sta andando benissimo purtroppo, oserei quasi dire che sta andando peggio dell'anno scorso, invece su agosto ci sono delle buone prospettive. Chiaro, non si può lavorare solo su 2 mesi, questo è indiscutibile, perché purtroppo il problema, come si è già posto lo scorso anno, è quella mancanza di stranieri che coprono quei periodi di maggio, giugno e anche settembre. Luglio quest'anno, come dicevo, non sta andando benissimo. Non ci sono disdette, se devo essere sincero, come ha detto il collega Alberto da Jesolo prima, però luglio sicuramente non ci sarà il boom che ci fu lo scorso anno. Bisogna anche dire che l'anno scorso i media sono stati, permettetemi la battuta, amici della montagna, nel senso che giornali, TV, eccetera, l'anno scorso dicevano quest'anno sarà l'anno della montagna. Effettivamente anche su luglio fu così. Esatto. Poi attenzione che abbiamo una variabile un po' carognetta che è il tempo. La scorsa settimana non dico che ha piovuto tutti i giorni, ma ha piovuto a metà della settimana e questo di certo non invoglia il last minute. Però c'è buona la sensazione su agosto, in miglioramento rispetto all'anno scorso. Tra l'altro diciamo che la neve in alta quota è rimasta lunghissimo, non so ce n'è ancora, com'è la situazione? No, è rimasta purtroppo a lungo perché quest'inverno, ironia della sorte, inverno chiuso, tantissima neve. Ormai ha fatto qualche giorno di caldo, è andata via salvo qualche caso eccezionale in cui in qualche zona c'è ancora neve, però ormai la sentieristica è più o meno tutta percorribile. Percorribile, sicura, quindi anche qui lanciamo un messaggio, la montagna è pronta ad accogliere i turisti, insomma. Quindi anche lei, De Cassan, dice non ci sono disdette e questa per certi versi è una notizia perché per l'appunto in questi giorni tutti abbiamo letto dichiarazioni anche preoccupate e preoccupanti per certi versi. Dal punto di vista operativo, il Green Pass che comunque c'è per gli spostamenti tra un paese e l'altro, sta aiutando o no? Maschio? Io non sono mai stato un grande fan, devo dire, del Green Pass, non tanto perché non credo utile creare delle regole che garantiscano la movimentazione delle persone, soprattutto finalizzata alla tutela e alla garanzia della salute pubblica e della possibilità di lavorare in serenità, attraendo i flussi, soprattutto quelli internazionali, ma semplicemente perché sono sempre stato contrario all'aspetto comunicativo che è stato dato a questo Green Pass. La gente spesso vede in questo termine un paletto, un orpello da dover superare per poter andare in vacanza. È sempre stato comunicato come quasi la necessità di avere veramente un passaporto, di dover andare a richiedere un passaporto quasi in questura per poter viaggiare. Quindi sono sempre stato un po' scettico su questo punto di vista. Ora, come tutte le cose, vanno sempre tarate, misurate e rese sostenibili. Capisco in questo momento la grande preoccupazione di molti ristoratori. È evidente che questa scelta del Green Pass e di imporlo sia in qualche modo anche utile a spingere forse il piano vaccinale, che in questo momento, credo anche complice l'arrivo dell'estate, fondamentalmente abbia rallentato un po' e forse sia un tantino al di sotto di quelle che erano le aspettative del momento. Se penso noi stessi come mondo del turismo, auspicavamo di essere un po' più avanti anche noi come operatori, ma è pur vero che siamo partiti molto tardi, perché partire a metà giugno col piano vaccinale del turismo ovviamente ha rallentato e reso a volte impossibile per alcuni poterne accedere.
Per cui insomma, questo Green Pass mi sembra vada più nell'ottica di accelerare sotto il piano vaccinale per poter garantire alle persone di muoversi, ma non dimentichiamoci che molti ventenni, under 30 in questo momento, se come si accenna verrà richiesta anche la seconda dose per poter ottenere il Green Pass, rischiamo di limitare molto quello che è lo spostamento delle persone, soprattutto quelle in giovane età. Direi oltremodo di valutare sì il Green Pass, ma la cosa che in questo momento a noi preoccupa di più sono gli indici che citavate prima nell'articolo, nel servizio di apertura, e come avete giustamente focalizzato, l'attenzione più alle ospedalizzazioni che al semplice numero di contagi, perché è evidente che in questo momento, insomma, rispetto a un anno fa, questi due valori, queste due cifre vanno contestualizzate in maniera diversa, visto che il piano vaccinale nel frattempo è andato avanti, quindi non corrisponde al pari numero di contagi altrettanti, diciamo così, proporzionalmente casi di ospedalizzazione. Anche perché se guardiamo il dato, il famoso R-Conti, è esploso, diciamocelo, siamo al 2%, in altri periodi un 2% significava lockdown totale e indici altissimi di ospedalizzazione, quindi nel Veneto, che ne so, 300-400 posti letto occupati in terapia intensiva, oggi siamo a una decina. Questo è l'ordine delle cose, questa è la giusta dimensione. De Cassan, il discorso vale anche per la provincia di Belluno, dove l'indice di solito schizza, anche perché, qual è il discorso? Nel bellunese c'è meno gente, è meno popoloso come territorio, quindi anche qui bisogna stare attenti a collocare i dati nella maniera corretta. Green Pass sì o Green Pass no, De Cassan? Tra l'altro ieri la Confturismo con Marco Micheli ha detto sì, ormai questa è la strada, perché lo sta facendo tutta Europa. Lei che cosa ne pensa? Io sono d'accordo, Green Pass sì, nel senso, qui dobbiamo arrivare al punto di trovare una soluzione che mi permetta da una parte di tutelare la salute pubblica e dall'altra tutelare le aziende. Ma poi vedo spesso, specialmente sui social, si legge Green Pass negli alberghi. Io vorrei trovare un articolo sui giornali, in TV, di qualcuno che dice che c'è bisogno del Green Pass per gli alberghi. Non è vero, nessuno fino ad ora nessuno ha mai parlato di Green Pass per accedere ad un albergo. Se sono ristoranti e altri casi, sì, lo si è letto sulla stampa in questi giorni, ma c'è spesso una mala informazione che gira specialmente sui social, non tanto su giornali, telegiornali, radio e TV. Però è chiaro, a questo punto, vista anche la situazione attuale della montagna, come ho già detto prima, che luglio è andato, ma dobbiamo trovare il giusto compromesso tra quella che è la tutela della salute, anche, come diceva giustamente Alberto prima, considerando non più i contagiati ma gli ospedalizzati. Certo. Come pare che questa variante Delta sia altrettanto perniciosa ma molto meno pericolosa. Soprattutto se davanti si trova lo scudo del vaccino. A tal proposito vi farei sentire quello che ha detto alla nostra emittente il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza, presidente di Union Camere del Veneto, proprio sul tema dei vaccini e del Green Pass. È arrivata una vera e propria provocazione. Sentiamola. Lo Stato ti mette a disposizione il vaccino, se ti vaccini bene, se non ti vaccini, se ti ammali paghi la degenza in ospedale. E allora così vediamo quanti andranno allo sportello a prenotare la vaccinazione. La presa di posizione netta arriva da chi rappresenta di fatto tutte le categorie economiche di Treviso e Belluno. Il vaccino quindi non è solo uno scudo sanitario ma anche economico, soprattutto in un momento che per molti settori, manifatturiero in primis, è di effettiva ripartenza. Bisogna che assolutamente tutti quanti noi ci vacciniamo, perché è anche un costo per la società, un costo perché chi non si vaccina, che si becca il contagio, va a gravare sugli ospedali, va a gravare sulla nostra sanità pubblica.
e non va bene così. Connesso al tema delle vaccinazioni, quello del Green Pass, con il governo pronto a prendere una decisione in settimana, anche alla luce delle indicazioni della cabina di regia che si riunirà martedì. Si tratta di capire innanzitutto in quali situazioni utilizzarlo, dagli eventi in genere ai concerti, passando per palestre e ristoranti. Favorevole al Green Pass si è dichiarata in queste ore la Confturismo del Veneto con Marco Micheli. L'obbligatorietà si sta facendo strada in tutta Europa, dice. Sulla falsariga lo stesso Pozza. Bisogna iniziare a mettere delle regole, altrimenti qui ognuno fa quello che vuole e dopo alla fine il conto lo paga tutta la collettività. E noi abbiamo fatto sforzi come imprenditori, ad esempio nei ristoranti, mettere tutti gli strumenti di protezione, eccetera, e dopo siamo stati chiusi e sono stati riaperti. Ecco, però ci vuole uno sforzo collettivo da parte di tutti. Che servano regole per tenere a bada il contagio, lo dice anche il sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte. L'obiettivo è scongiurare un'altra stagione di chiusure, magari in pieno Ferragosto. Credo che tutto ciò che può servire per evitare di chiudere le nostre città, cosa che io sinceramente non voglio più fare, dobbiamo aprire una discussione e cominciare ad affrontarlo. Non lo so se la soluzione sia il Green Pass, dobbiamo capire come funziona e con che strumenti, però tutto ciò che consente alle persone vaccinate di poter continuare a guardare il futuro con ottimismo, dobbiamo cominciare a discuterlo. Serve una via italiana al Green Pass, possiamo dirlo? Serve un Green Pass sburocratizzato, semplice e pratico. E qui di fatto torniamo al nostro ragionamento iniziale, Presidente Maschio. Le chiedo, ha sentito le parole di Pozza, quindi chi si ammala e non è vaccinato si paghi le cure. È una provocazione giusta o sbagliata, Presidente? È una provocazione che apre a tanti ragionamenti, mettiamola così. Io premesso che non sono assolutamente un Novax, però va ricordato che siccome siamo in Italia comunque non è obbligatoria la vaccinazione e anche chi non vuole vaccinarsi paga le tasse e quindi sostiene la sanità pubblica in qualche modo dovrebbe averne diritto, ma qua entriamo un po' in punta di diritto su quello che è una situazione molto, molto più complessa. Ma la provocazione ci sta, è evidente che la situazione è molto delicata, ma inizia a essere sempre più tesa e devo dire che probabilmente la sopportazione del mondo delle imprese, del mondo del lavoro, della collettività in generale è arrivata probabilmente allo stremo e quindi bisogna dare delle soluzioni che siano, come dicevo prima, sostenibili. Guardate, a me preoccupa un po' quando sento dire una sorta di Green Pass all'italiana e vi spiego anche il motivo, perché quando noi siamo partiti un po' in anticipo, no, con quel carta verde come l'avevamo chiamata, no? Avevamo anticipato un po' l'Europa un mesetto fa circa, inserendo sostanzialmente quello che di fatto è un po' il Green Pass oggi. Siamo stati così bravi che avevamo lasciato però all'interno l'obbligatorietà di tamponi in entrata anche per i vaccinati, per chi arrivava dall'estero. Quindi sostanzialmente io potevo partire da Jesolo, andare a fare un giro in Austria, vaccinato, andare a fare un giro in Austria tranquillamente, andare in Germania all'Oktoberfest quando sarà il momento, tornare per la Croazia puntatina al casino e al rientro in Italia mi avrebbero chiesto il tampone. Per cui sì, attenzione a queste fughe in avanti, perché se le fughe in avanti come nel ciclismo devono essere fatte bene e sostenibili fino al traguardo, altrimenti se si scoppia prima poi non funziona. De Cassanna, la preoccupa anche a lei questo Green Pass all'italiana di cui tanto si sta parlando? No, dovrebbe essere un Green Pass all'europea, se vogliamo essere sinceri fino alla fine. E devo anche dire che non sono concorde con il sindaco di Treviso quando mi parla di un Green Pass che deve essere sburocratizzato. Ci metti 30 secondi a scaricarti il tuo Green Pass. Io l'ho fatto, ce l'ho in macchina, ce l'ho con me, ce l'ho sul cellulare. Quindi qui non si tratta di burocrazia. Adesso vediamo un po' di dare chiarezza alle cose. Però ecco, sulla domanda prima, il Green Pass non dovrebbe essere all'italiana, perché non capisco perché noi si debba sempre fare le cose diverse dagli altri, ma il Green Pass dovrebbe essere al momento all'europea, che tutta l'Europa, tutta l'Unione Europea dovrebbe dare un segno di unità ed unitarietà e dire in Europa le cose si fanno così, punto. Ecco, Maschio, nel caso di Jesolo, della Costa Veneta, ci sono per esempio tanti tedeschi, austriaci e quant'altro, insomma. A livello operativo
ci sono delle divergenze, ci sono delle problematiche. Lei cosa riscontra nella quotidianità da albergatore, tra l'altro? Si riscontra quello che in realtà da un anno a questa parte almeno riscontriamo quotidianamente, ovvero poca chiarezza nelle procedure, nelle modalità. Concordo con Walter, cioè il pass deve essere europeo, uguale per tutti, non possiamo continuare a fare le cose ognuno per conto proprio, uno diverso dall'altro, soprattutto quando inevitabilmente toccano interessi comuni. Perché il rischio è che poi arriva il cliente in albergo che ti chiede: ma devo fare il tampone, devo presentarvi il Green Pass, ma devo compilare il format, quello per la localizzazione digitale, adesso non mi ricordo mai l'acronimo sinceramente, ma c'è sempre molta confusione sulle modalità e le procedure per potersi muovere e spostare. Quando a inizio stagione tedeschi e austriaci dovevano venire qui e al rientro presentare il tampone a casa loro, noi sapevamo per esempio che, non ricordo se in Germania o in Austria, potevano presentarlo in una delle due entro le 24 ore dal rientro, quindi potevano farsi tranquillamente il tampone a casa, e nell'altra entro le 48 ore addirittura dal rientro potevano fare il tampone a casa loro, non c'era necessariamente l'obbligo di farlo qui e presentarlo alla dogana, che poi insomma i controlli poi parliamo. Quindi sostanzialmente la grande mancanza di chiarezza in questo anno e mezzo è quella che forse ha creato più fastidio. Ecco, mi sembra che su questo le categorie siano concordi, quindi guardiamo a quello che sta facendo l'Europa e troviamo una soluzione condivisa, perché se poi parliamo anche di flussi turistici interni tra la Germania, l'Italia, l'Austria e quant'altro, la soluzione non può che essere condivisa. Questo è il dato De Cassan. Sì, sono pienamente d'accordo anche con quanto ha detto proprio Alberto un attimo fa, ma per fare una battuta, sabato sera mi sono arrivati 3 tedeschi, cosa rara qui purtroppo quest'anno, e prima di darmi i passaporti mi hanno messo il certificato di vaccinazione sul banco della reception, come se io ho detto: guardate, a me non ho obbligo di chiederlo, non mi interessa, basta che seguiate la normativa vigente in Italia e in Europa. No, chiaro, sarà sicuramente doveroso a questo punto, come dicevo prima, ci vuole una decisione realmente europea. Certo. Perché dobbiamo salvare le nostre aziende, dobbiamo salvare il turismo, perché il problema è questo, perché il sistema turismo in questo anno e mezzo è saltato, è andato in tilt su vari fattori, compreso quello del lavoro, del personale, eccetera, che non è tema di oggi, però dobbiamo salvare questo settore, c'è poco da discutere. Diciamo che poi... Prego De Cassan, c'è un po' di rallentamento nel collegamento, mi dica? Sì, dobbiamo salvare questo settore che è strategico per il Veneto ma anche per l'Italia, e non si può pretendere che se io lavoro benissimo ad agosto si salvi una stagione intera, e questa è la problematica, perché purtroppo quest'anno ci stiamo concentrando tutti su agosto, ma con agosto solo non salvi il resto della stagione. Diciamo che agosto è una sorta di feticcio, ma è chiaro che non può e non deve bastare. Grazie davvero a Walter De Cassan. Tra l'altro, ecco, il tema della manodopera che manca negli alberghi è drammatico, ne avevamo parlato anche con Maschio poche settimane fa, ma torneremo sicuramente ad occuparcene, perché anche questo è un tema che ha tanti risvolti e tante ripercussioni molto pratiche. Grazie quindi a Walter De Cassan e Alberto Maschio. Per noi adesso c'è qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo a parlare di Festa del Redentore. Grazie, arrivederci.
Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto del Nord-Est. Abbiamo avuto prima come ospiti i presidenti degli albergatori del mare e della montagna. Sul tavolo c'è il tema del Green Pass che, come avete capito, ha numerosissimi risvolti. Di certo nel weekend a Venezia si è tenuto il più grande evento con Green Pass che si sia mai realizzato in Italia, e forse non soltanto in Italia. Mi riferisco alla festa del Redentore che, come Antenna 3, vi abbiamo raccontato in tutti i suoi momenti, dall'avvio, dall'inaugurazione, passando per i fuochi d'artificio, da ultimo la cerimonia religiosa con il patriarca Moraglia. Un evento dai grandi numeri e che si è svolto in sicurezza, ma ce ne parla perché la vedo collegata dalla redazione di Marghera la nostra Anna Maria Parisi con Paola Barbato. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Cristian e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Hai detto bene, quella del Redentore è stato il primo grande evento in Italia, certamente, con l'obbligo di registrazione, l'accesso contingentato con il Green Pass. I numeri di questo Redentore che hai sapientemente sintetizzato nei 3 punti di cui hai appena accennato. 85.000 le persone presenti nelle giornate clou a Venezia tra sabato e domenica, per la verità già da venerdì con l'apertura del ponte votivo, e quindi 25.000 le persone lungo le rive, il bacino di San Marco e lungo le calli di Venezia sabato sera, la notte famosissima, quella dei fuochi, come si dice qui, quella dei fuochi d'artificio, che sono tornati a Venezia dopo l'anno di stop forzato della stagione scorsa 2020. Quindi oltre 3.000 le imbarcazioni presenti in bacino San Marco e lungo tutta la laguna. Insomma, numeri da record che hanno visto una sapiente macchina organizzativa messa in campo, con oltre 630 test effettuati dalla ULSS 3 con la collaborazione anche della Croce Rossa, di cui soltanto uno è risultato positivo, nei punti di Piazza San Marco, Stazione Santa Lucia e del vaporetto appositamente messo a disposizione dal CTV, che ha operato tra Rialto e la Giudecca Palanca. Dicevamo 85.000 visitatori, di cui 25.000 diciamo spalmati anche nella sola serata di sabato, tra italiani e turisti, per lo più quest'ultimi provenienti da tutta Europa, quindi Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e anche Polonia. Sabato sera devo dire che Venezia era veramente stracolma di persone come non si vedeva da tempo, con anche l'accesso alle auto in Piazzale Roma. Ha visto tutti i garage con i posti auto su prenotazione, addirittura in alcuni di essi si diceva che la prenotazione era arrivata con mesi d'anticipo, e quindi i vaporetti con le linee contingentate e soltanto dalle 19 su Rialto, quindi la chiusura di alcune tratte proprio per concentrare i flussi lungo il percorso obbligato. Dicevamo, Cristian, necessaria l'obbligatorietà per assistere ai fuochi dalla zona centrale di Venezia, da Piazza San Marco. 18.000 le persone che si sono registrate, tra queste anche i giornalisti che hanno seguito dalla loggia di Palazzo Ducale i fuochi, e devo dire che è stato uno spettacolo meraviglioso, suddiviso in 4 tempi, con i rispettivi 4 temi. Cioè l'apertura dei fuochi pirotecnici ha visto il tricolore spiccare sopra questo spettacolo meraviglioso sul bacino San Marco, a celebrare non soltanto l'orgoglio italiano, ma soprattutto la resistenza e la tenacia di noi italiani nella lotta contro questo virus. Quindi
I 1600 anni della Serenissima, con il suo compleanno e tutte le ricorrenze, le feste che si stanno celebrando nel corso di questi 1600 anni, i fuochi con i cuori per Venezia, tantissimi cuori pirotecnici per dire quanto è forte l'amore per questa città e quanto questa città voglia risorgere e risollevarsi, per concludere il quarto tempo, diciamo così, con l'apoteosi, con un gran numero di fuochi meravigliosi che spiccavano sopra la basilica e non soltanto di San Marco. Li vediamo proprio quindi dicevamo già da venerdì. Ecco, sì, no, devo dire che sono stati meravigliosi, poi dalla loggia di Palazzo Ducale, la loggia del Palazzo dei Dogi, è stato veramente fantastico assistervi. Quindi domenica con la festa civile religiosa iniziata con la nostra diretta, la diretta di Antenna 3 nelle 2 tranche del mattino e poi dalla sera, aspettando dalle 18 la messa dalla Basilica del Redentore, officiata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, che ancora una volta ha parlato della caducità di questa vita, dicendo come la pandemia abbia messo a nudo tante cose, insegnandone altrettante. Ha parlato di come il cristiano riesca sempre a risollevarsi per il tramite della fede, di questa comunque forza che, per quanto invisibile, si manifesta nei miracoli, insomma. E così anche il sindaco Brugnaro la sera precedente, quando ha voluto celebrare il suo amore per la città con un post su Twitter. Quindi questo in sintesi la grande festa. Tra l'altro domenica c'è stata dalle 16 anche in bacino San Marco la gara con le regate del Redentore della stagione Rimiera 2021, che hanno visto gareggiare giovanissimi su pupparini a 2 remi, quindi uomini su pupparini a 2 remi, infine sempre uomini su gondole a 2 remi. Insomma, è stata una festa davvero molto intensa, un peccato per chi non abbia potuto prendervi parte direttamente, ma fortunato comunque per averla potuta vedere tramite le nostre dirette dai nostri teleschermi, con i colleghi Filippo Fois, Lorenzo Maier e tutta la macchina organizzativa dei nostri tecnici. Davvero quindi, un lavoro insomma, straordinario, Christian, assolutamente. Sì, sono stati numeri straordinari sia dal fronte della macchina organizzativa per questa grande festa, sia per quanto riguarda la nostra diretta. Cos'altro aggiungere? Beh, sentivo che ne parlavi prima in studio con i tuoi ospiti dell'obbligatorietà di questo Green Pass che dovrebbe arrivare, forse decisa dal governo già in settimana, con la cabina di regia che si terrà domani. Quindi vediamo se ci sarà questa obbligatorietà nei locali al chiuso, comunque nei porti, negli aeroporti. E stiamo attendendo anche l'ordinanza del governatore, l'ordinanza regionale del governatore Luca Zaia, che è in fase di lavorazione. Certo. Quindi sono ore abbastanza concitate queste per capire che cosa accadrà da qui ai prossimi giorni per quanto attiene al Green Pass e a come accedere anche di regione in regione, non soltanto per chi rientra in Veneto dalle vacanze, no? Assolutamente, sarà una settimana decisiva da questo punto di vista per capire che Ferragosto ci aspetta. Anna Maria, ti ringrazio perché ci hai fatto emozionare con il tuo racconto e le immagini, perché veramente è stato un fine settimana da ricordare, anche perché non si può che
certamente, ripartire sì, dalla bellezza, si riparte sempre dalla bellezza. Quindi grazie sì. Anna Maria, grazie, buon lavoro, tutti gli aggiornamenti da Venezia ovviamente alle 19 nel corso del nostro telegiornale. E do il benvenuto ai miei due nuovi ospiti, dovrebbero già essere collegati perché continuiamo a parlare degli argomenti di giornata, continuiamo a parlare di Green Pass, turismo, economia e lo facciamo con Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico. Buongiorno assessore, e con Yuri della palestra Dorian Gray di Masera, lo conoscete ormai tutti, è uno dei capi, diciamo così, della protesta che in questi mesi hanno portato avanti tanti titolari di esercizi pubblici, non soltanto palestre. Comincio da lei però, assessore Marcato, buongiorno. E domani ci sarà questa cabina di regia, si parla tanto di questo Green Pass, lei è assessore allo sviluppo economico, un referato strategico in questo momento, oggi più che mai. Lei che cosa si augura? Intanto grazie per l'invito e buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo. Ma io mi auguro che ci sia innanzitutto chiarezza da parte del CTS, del mondo della scienza, perché noi abbiamo l'obbligo di prendere decisioni politico-amministrative che poi si riverberano inevitabilmente nella quotidianità di ognuno di noi, però abbiamo il dovere di farlo anche sulla scorta di indicazioni precise del mondo della scienza, perché altrimenti il politico è da solo di fronte a un tema enorme come quello della pandemia e a dover decidere. Allora, intanto il primo auspicio è questo, che ci sia chiarezza da parte del mondo della scienza. Dopodiché io sono dell'avviso che su manifestazioni come quella del Redentore o simili il Green Pass sia obbligatorio, perché la possibilità di contatto e quindi di contagio in quelle stazioni è enorme, perché di fatto il distanziamento non esiste, mentre va fatta una riflessione su altri tipi di situazione che non hanno possibilità di contatto e quindi di contagio. Francamente, se io sono al ristorante con la mia famiglia e non devo stringere la mano a nessuno, non devo avere contatto con nessun altro all'interno di quel locale, e i camerieri, i cuochi, insomma il personale di servizio porta la mascherina e magari è anche vaccinato, insomma, la possibilità di contagio è davvero ridotta ai minimi termini. Quindi, insomma, mi auguro che ci sia questo connubio fra certezza della scienza e conseguente decisione politica. Ecco, tra l'altro a questo punto vi farei sentire quello che ha detto il ministro allo sviluppo economico Giorgetti, più o meno ovviamente anche per affinità politica immagino, ma ha detto quello che avete appena sentito da Roberto Marcato, quindi un Green Pass che ponga anche delle differenze, che sappia tutelare gli esercizi a seconda ovviamente del settore merceologico, ma soprattutto a seconda proprio di quanto avviene. Sentiamo Giorgetti. Io penso che la Green Card sia una cosa giusta e utile per le dimensioni, diciamo così, di svago, chiamiamo voluttuario, allo stadio, in discoteca. Perché chiudere le discoteche? Vuoi andare in discoteca, se vai in discoteca ci vai con la Green Card. Trovo pericoloso associare il principio della Green Card ai diritti di cittadinanza. Cioè tu non è che sei cittadino hai i diritti del cittadino solo se hai la Green Card. Questa cosa qua la vedo pericolosa, è una forzatura e quindi bisogna trovare il confine esatto tra le due situazioni. Il confine esatto tra le due situazioni è proprio quello che lei diceva, se non sbaglio, assessore Marcato. Però si troverà una quadra secondo lei, perché così dice la Lega, così dice Giorgetti, che è voce autorevolissima, ma sappiamo che per esempio il Partito Democratico chiede un giro di vite più importante, più forte da questo punto di vista. Sì, ma attenzione però, quando si devono prendere decisioni
che vanno a incidere non solo sulle nostre abitudini, ma anche sulla capacità di sopravvivenza di molte attività. Non si può mai avere un approccio ideologico. Bisogna avere un approccio molto pratico e nel rispetto della salute e nel rispetto anche della sostenibilità economica delle attività. E quindi insomma il lavoro della politica è esattamente questo. Se non siamo in grado di fare questo, è bene che andiamo a fare un altro lavoro, perché il cittadino ti delega attraverso un voto a prendere delle decisioni. Ahimè, siamo costretti a prenderle anche in momenti drammatici come questo, va bene, siamo stati votati per questo, la politica deve avere questa capacità, quindi bisogna tanto ripulire qualsiasi pensiero da precondizioni ideologiche, perché è del tutto evidente che se noi chiudiamo tutto e obblighiamo tutti ad essere vaccinati, cioè, in 30 secondi risolviamo un problema. Sì, ho capito, dopodiché hai tensioni sociali, aziende che chiudono, PIL che decresce e disoccupazione. Cioè, non mi sembra una grande idea. E quindi, insomma, ripeto, ci deve essere una capacità di agire laddove ci sono possibilità di contagio. È tutto evidente che una discoteca al chiuso con 3.000 persone dentro non le puoi mettere a prescindere dalla loro condizione vaccinale. Francamente nella palestra dove i posti sono quelli, al ristorante dove i posti sono quelli, anzi sono molti meno rispetto alla capacità piena, insomma con tutte le prescrizioni del mondo, là la vedo un po' tirata francamente. E chiediamolo al titolare di palestra, Yuri, tu saresti pronto a chiedere il Green Pass per i tuoi clienti? Buongiorno, intanto buongiorno a tutti e buongiorno all'assessore. Allora no, pronto no, anche perché sennò sarebbe contro quello che io ho fatto fino adesso. O meglio, io ho sempre detto che si voleva arrivare qui e purtroppo stiamo arrivando qui. Però, allora, visto che fare politica... Dove, Yuri? Dove stiamo arrivando? A dover vaccinarsi. Allora, visto che quando si va a fare politica non è un lavoro semplice, non è a fare l'impiegato, ma ti prendi le responsabilità di un popolo che ti vota per andare lì e a tutelare questo popolo, dovevi avere il coraggio anche all'inizio a dire il vaccino sarà obbligatorio. Non andavamo a perdere tutto questo tempo, non andavamo a rimetterci tutti noi piccoli imprenditori in tutta questa situazione, si chiariva il discorso subito, ma qua c'è stato solo una grande confusione partendo dai politici. Quindi è inutile adesso che veniamo dopo 2 anni a dire ma adesso dobbiamo vaccinarci tutti, o meglio, non lo dicono neanche che dobbiamo vaccinarci, perché hanno paura, perché sanno che è sbagliato, ma dicono che per vivere devi vaccinarti. Dove sta la differenza? È questo che io voglio capire, perché in una palestra, come diceva l'assessore, piuttosto in un ristorante, ma in tutte le altre attività dove si possono controllare gli ingressi, le persone, tutto ciò che ci sta dietro, ma perché devo chiedere io il Green Pass a una persona che viene in palestra? Sarà pur libero di scegliere e di decidere cosa fare con la propria vita? Ecco, Assessore, dove sta la differenza tra Green Pass obbligatorio e vaccinazione obbligatoria? Allora, negli effetti pratici. Intanto insomma, sono due strumenti anche giuridici completamente diversi. Obbligare una persona a farsi il vaccino significa, a mio avviso, fare una violenza, perché io ho il diritto di poter scegliere se voglio vaccinarmi o meno. Dopodiché, siccome perché qua tutti parlano di libertà, però anche la mia libertà deve arrivare dove finisce la tua, nel senso che se io ho deciso di vaccinarmi non posso di certo mettere a repentaglio la mia salute perché tu hai deciso di non vaccinarti. Quindi io rispetto tutti, ma tu Novax devi rispettare la mia scelta e devi rispettare la mia voglia di salute. Questi sono diritti sacrosanti, perché altrimenti iniziamo ad avere una visione strabica della democrazia dove chi urla di più e chi è più violento ha ragione. Io ho deciso di vaccinarmi e posso anche decidere di non voler avere niente a che fare con chi non è vaccinato. Questa si chiama libertà. Dopodiché, ripeto, il Green Pass obbligatorio io lo vedo per gli eventi dove c'è una grande possibilità di contagio.
Ed è questa la differenza sostanziale, perché l'obbligo vaccinale prevede, come dire, una obbligatorietà a tutti i livelli per tutti. Il Green Pass su alcune situazioni consente a uno che non è vaccinato di poter andare a bere lo spritz in situazioni di sicurezza che non mettano però a repentaglio la salute di chi si è vaccinato, perché questi vanno rispettati, altrimenti finiremo per avere le controbande e quindi avremo i Novax da una parte e i Vax dall'altra parte che faranno quello che fanno i Novax. Che bisogna stare attenti a queste cose qua, perché poi sai, a forza di rompere le scatole a qualcuno potrebbe anche reagire. Quindi la democrazia funziona sempre quando c'è il rispetto della libertà a tutti i livelli. Quindi il Novax dice: io voglio decidere di non vaccinarmi, perfetto, non mi rompi le balle se io decido di vaccinarmi e pretendo di non essere contagiato. Cioè, ragazzi, questo è il rispetto, altrimenti diventa una democrazia strabica che a me non piace. Lei appunto prevede, assessore, da questo punto di vista delle tensioni crescenti, si sta polarizzando il dibattito forse un po' troppo, forse si sta estremizzando per certi versi, non ci voleva? Ma allora, intanto ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro. Io non parlo di vaccini con uno che non sia esperto di vaccini. Non mi interessa nulla l'opinione del barbiere, dell'avvocato, dell'ingegnere, della massaia, dell'operaio, del contadino, del politico. Non mi interessa nulla. Io, se ho un problema alla mia macchina, la porto da un meccanico, la porto dal dentista. E quindi se devo avere qualche informazione sul tema dei vaccini, parlo con uno che è esperto di vaccini. Ecco, già facessimo questo, probabilmente eviteremo la polarizzazione, perché poi la polarizzazione e lo scontro dialettico avviene, guarda caso, in situazioni dove non c'è conoscenza tecnica e vera di argomenti delicatissimi come questi. Per cui è inutile che ci mettiamo a fare noi i guelfi e i ghibellini sul vaccino, perché non ha nessun senso. Ripeto, c'è la scienza, io credo alla scienza, non credo agli UFO, c'è la scienza, io mi sono vaccinato, sono convinto che bisogna vaccinarsi, rispetto la volontà di chi non si vuole vaccinare, ma nessuno può immaginare di avere la verità in tasca e andare a fare violenza nei confronti di altri. Quando io vedo che alcuni politici vengono presi di mira dai Novax in maniera anche violenta, io lo trovo aberrante. Non esiste. Dopodiché tu hai deciso di non vaccinarti, perfetto. A meno che tu non sia un medico o un infermiere, per cui ti devi vaccinare perché tu sei un esponente di quel mondo scientifico che dice che bisogna vaccinarsi. Esattamente, e la contraddizione, esatto, è proprio questa, assessore. Il mondo della scienza, come abbiamo già visto in passato, fin dall'inizio della pandemia, non si presenta ovviamente in modo unitario, e questi 20.000 operatori che in Veneto non si sono ancora vaccinati sono un numero importante che mettono... Che vadano a fare un altro lavoro. Ma sembra possibile che io mando mia madre a farsi una visita, e magari con le sue fragilità, e questa va a farsi una visita e viene magari contagiata da un infermiere che non ha fatto il vaccino. Ma dove siamo arrivati? Fai un altro lavoro, non c'è nessun problema. Ma tu che devi qui andiamo oltre la libertà di scelta. Attorno a un paziente non lo puoi fare. Iuri. Guarda, allora a me mi dispiace contraddire le cose, però io allora non capisco il vaccino cosa serve, perché se il vaccino serve per tutelare gli altri, allora io sono pronto a farlo. Se il vaccino però serve per tutelare me stesso, sarò pur io decidere cosa fare con la mia salute, o meglio, soprattutto con questo vaccino che comunque purtroppo non è che siamo esperti, ma basta avere un po' di logica e si è capito che sono troppe incertezze. Quindi perché uno deve obbligare gli altri a vaccinarsi? Oppure quando uno è vaccinato dovrebbe essere tranquillo perché l'ha fatto per se stesso e si sta tutelando se stesso. Io faccio un esempio solo, non tanto più di 2 settimane fa, i miei genitori venendo in Italia dalla Germania, tutte e 2 vaccinate con doppia dose, sono state costrette a fare i tamponi. Ma allora cosa serve il vaccino se io devo continuare a rispettare tutte le altre regole?
È questo che non si capisce. E anche questo è un tema, servirebbe più chiarezza anche da questo punto di vista. È molto chiaro. Allora, il problema è anche, noi sappiamo bene, e io faccio parte anche del comitato delle cure domiciliari, che comunque questo virus andava affrontato anche in maniera diversa, ma qua non si è mai parlato chiaro, non si è mai preso in considerazione ciò che accade veramente nella vita. Non si sono mai presi in considerazione i medici che hanno trovato le soluzioni per curare la gente prima che arrivasse in ospedale, prima di riempire gli ospedali. Allora è ovvio che noi cittadini ci chiediamo: ma perché allora tutto questo? Cosa c'è dietro se tu non puoi usare le soluzioni? Allora io mi fermo qua. L'ho già detto, io non parlo di vaccini con chi non è esperto di vaccini. Mi dispiace, ma sarà un bravissimo istruttore di palestra, sarà un bravissimo avvocato, sarà un bravissimo ingegnere, sarà un bravissimo operaio. Faccia il suo lavoro, ognuno faccia il proprio. Io non parlo di vaccini con chi non è esperto. Perché guardi, basta solo anche la banalità che ha detto prima. Perché devono fare i tamponi? Perché in realtà chi è vaccinato può prendere il virus e lo può trasmettere. Questo l'hanno detto tutti. Il tema è che con i vaccini che cosa serve? Glielo dico che cosa serve, anche se faccio uno sforzo perché io non voglio parlare di cose che non mi appartengono. Serve perché i suoi genitori vaccinati non finiscono in terapia intensiva e peggio ancora non muoiono. Questo serve. Questo serve. A me che uno sia vaccinato e prenda il virus e si faccia 3 giorni di febbre non mi interessa. A me politico che devo prendere decisioni, io voglio impedire che una persona arrivi in terapia intensiva. Punto. Questo a me interessa. Il resto sono tutte sciocchezze di cui non voglio discutere con una persona stimabile, apprezzabile, bravo professionista, ma non è esperto di vaccini e neanche di cure domiciliari. Lei non è un medico, non è uno scienziato e con lei io di queste cose non discuto, pur rispettando la sua professionalità, ma parliamo di altro. Yuri, il quadro mi sembra chiaro. Più volte con te abbiamo affrontato questo tema delle cure domiciliari, il dibattito è aperto, ma torniamo sul discorso economico della palestra. Tu nei mesi scorsi più volte hai inscenato delle proteste anche provocatorie, hai tenuto aperto la tua palestra in fascia arancione e rossa quando non si poteva. Hai sempre lanciato messaggi molto chiari. Se ti verrà imposto, se ci sarà una legge che ti dirà devi far accedere i tuoi clienti solo tramite Green Pass, tu la applicherai? Allora, io la applicherò solamente quando tutti quanti saremo d'accordo per applicarla. Se no, finché anche i medici e i scienziati, come dice l'assessore, non sono d'accordo tra di loro, a quale scienziato devo credere io? A quello che fa comodo a me o a quello che fa comodo ai politici? Sono sempre scienziati. E questo è il vero problema, che anche tra scienziati non sono d'accordo, si contraddicono tra i medici e noi a chi dobbiamo credere? Unica cosa che noi viviamo è quello che ci stiamo rimettendo oltre i soldi anche la vita, per colpa di qualcuno che non è in grado di gestire un'emergenza di questo genere. Assessore Marcato, ecco, la premessa che lei fa, Yuri non è un medico, non è uno scienziato, è un imprenditore che porta avanti una battaglia, diciamo così, a 360 gradi. Però a quale scienziato dobbiamo credere? A quale scienza? Questo è un po' il punto. Con lei più volte ne abbiamo parlato anche di questa virologia show. Attenzione. La comunità scientifica sul fatto che bisogna farsi i vaccini non ha nessun dubbio. Certo. Dopodiché che ci sia una percentuale anche fra i medici minimale di persone che non vogliono farsi i vaccini, questo per la legge di grandi numeri ci sta, perché una percentuale che dice altre cose c'è in qualsiasi categoria professionale umana. Quindi non è quello il tema, perché lei troverà fra gli scienziati probabilmente anche qualcuno che è terrapiattista. Che cosa significa? Che allora devo credere che la Terra sia piatta? No. Allora, la comunità scientifica su questo ha una visione unica e incontrovertibile.
Dopodiché sono d'accordo su un fatto, e cioè che si è parlato troppo e spesso e volentieri senza avere capacità comunicative da parte di scienziati che hanno inondato le nostre televisioni e i nostri giornali, ingenerando paura da una parte e incertezza dall'altra. Perché noi abbiamo fatto questo errore, noi e voi del mondo dei media, noi politici, abbiamo fatto questo errore di pensare che uno, perché è un bravo ricercatore o è uno scienziato di primo ordine, sia anche un grande comunicatore. Ed è una stupidaggine, perché un conto è parlare ai tuoi colleghi di un processo di analisi di un virus, un conto è spiegarlo al sottoscritto o a mia mamma che siamo a casa e guardiamo la televisione. Ecco, sono due cose completamente diverse. Ecco, lì è stato fatto un errore, perché c'è stata una sovraesposizione mediatica di scienziati che pensavano di parlare al mondo come parlano in laboratorio. E lì è successo il dramma che tutti abbiamo visto. E là si è innescato un cortocircuito, certo. Tutte comunicazioni contraddittorie, e questo evidentemente non l'ha fatto bene. Senta, Assessore, in ultimissima battuta con lei vorrei dare una comunicazione importante, l'abbiamo già data nelle scorse settimane, ma è importante ribadirla vista la situazione. Insomma, è stato aggiornato il fondo di rotazione delle misure anticrisi da parte della Regione del Veneto, parliamo di 89 milioni di euro. Ce la può illustrare questa misura e ce ne sono in ballo altre? Sì, allora lì abbiamo uno strumento finanziario che prevede una parte di finanziamento a tasso agevolato, molto agevolato, e una parte invece di finanziamento a fondo perduto. A gestire tutta questa manovra è Veneto Sviluppo, e ovviamente trovate sul sito della Regione Veneto poi tutte le indicazioni del caso. Cioè io veramente sto facendo tutto quello che è in mio potere per poter dare una mano alla nostra economia. Siamo in fase di arrivo anche per un altro bando importante, sempre a fondo perduto, però non voglio anticipare nulla. Insomma, stiamo lavorando molto a questo punto di vista. Un bando a fondo perduto? Sì, assolutamente sì. Piccole imprese, ci può dire più o meno il target? Sì, beh, quello è il target, ovviamente. Sempre quello il target. Quindi diciamo che la Regione continua con la sua programmazione. Bisogna. Assolutamente. Bene, vi ringrazio. Grazie davvero, Assessore Marcato, Assessore regionale alle attività produttive. Grazie a Iuri, titolare della palestra Dorian Gray, e ovviamente anche su questo fronte continueremo a monitorarci. Grazie davvero. Buona giornata a entrambi. E noi adesso andiamo a Bassano, dove c'è la collega Vanessa Banzato. Perché a Bassano? Perché quella di oggi è una giornata particolare per il ponte, è simbolo della città, ma non è soltanto il simbolo della città di Bassano, è uno dei simboli del Veneto. Vanessa, buongiorno, raccontaci tutto, cosa sta succedendo? Buongiorno Cristian. Sì, Ponte Vecchio di Bassano, monumento nazionale, vogliamo ricordarlo. Tra l'altro giornata importante, hai detto correttamente tu, perché vedete ci sono queste strisce che delimitano la balaustra, le balaustre anzi a nord e a sud del ponte, e un tratto sempre di balaustra del ponte, tra l'altro riconsegnato di recente alla città dopo anni di lavori di sistemazione. Ricorderete che qualche tempo fa erano state imbrattati alcuni punti del ponte appena restituito alla città, imbrattati le persone, gli autori sono stati appunto identificati, trovati, raggiunti e denunciati. C'è anche qualche trevigiano, nello specifico Montebelluna, quindi adesso sono partiti nella giornata di oggi lavori di cancellazione delle scritte appunto che erano state fatte con dei disegni che erano stati fatti con un pennarello. Al lavoro una restauratrice, tra l'altro pensate, una restauratrice trentina che proprio aveva lavorato con la ditta Inco di Pergine Valsugana, che si è occupata della sistemazione e rifacimento del ponte, per realizzare e sistemare le varie colonnine del ponte. Quindi restauratrice che conosce benissimo questa struttura. Quindi da stamattina hanno tolto con il solvente le scritte e sono partiti con la ritinteggiatura delle zone.
tra l'altro ritinteggiatura che interessa interi pezzi di ponte, interi pezzi di legno di ponte, perché devono assolutamente evitare che ci siano delle mancanze di uniformità nella stesura del colore. I lavori dureranno per l'intera giornata e, ricordiamolo, dopo che sono stati raggiunti, identificati e segnalati, dovranno risarcire gli autori, dovranno risarcire per intero il costo della sistemazione e del ripristino del Ponte Vecchio. Quindi insomma in città tolleranza zero, anche se ne approfitto, Cristian, per darti un'altra notizia, perché è proprio a 2 passi dal ponte, siamo ancora in centro storico a Bassano, venerdì notte, la notte tra venerdì e sabato, 2 ragazze si sono appese alla grata di una storica edicola che raffigura la Madonna col bambino, hanno cominciato ad ondolarsi, l'hanno sradicata. Anche in quel caso, grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti della polizia locale sono riusciti a identificare le 2, che adesso sono state denunciate per danneggiamento aggravato dal fatto che si tratti di un luogo, un monumento storico nel centro storico della città, e dovranno pure pagare una sanzione che va dai 5.000 ai 30.000 euro per atti osceni in luogo pubblico, perché mentre raggiungevano l'edicola proprio sul Ponte Vecchio, quindi Ponte Vecchio ancora protagonista, hanno tenuto degli atti decisamente indecorosi che sono stati ripresi in pieno dalle telecamere della videosorveglianza. Quindi insomma anche questo, linea dura si diceva poco fa contro chiunque trasgredisce. Verranno posizionati degli appositi cartelli agli imbocchi del ponte est-ovest, proprio in cui si dice chiaro e tondo: è vietato appoggiare qualsiasi cosa sul ponte. E come amministrazione l'assessore Mazzocco di Bassano, il della sicurezza di Bassano, e lo stesso comandante della polizia locale ha dichiarato: assolutamente non tolleriamo nulla. Quindi insomma Ponte Vecchio, sì, è vero, c'è stato questo momento che ha dispiaciuto parecchio, ha fatto star male le persone, e non soltanto i bassanesi, sapendo quanto è amato a livello nazionale. Certo. Il Ponte Vecchio. E insomma si è risolto tutto per il meglio. Adesso i responsabili sono stati identificati, multati e denunciati. Adesso insomma i lavori di sistemazione si concluderanno già in giornata, quindi dai, vediamo il bicchiere mezzo pieno, come si suol dire, vediamo il ponte che ritorna in tutta la sua bellezza. Diciamo che sono gesti che fanno male, perché insomma certo. Sappiamo quali sono state in qualche modo le traversie di questo ponte negli ultimi anni, un restauro che insomma è stato seguito con il fiato sospeso dalla città e non solo, quindi sono gesti che fanno male. Ma ecco, un dettaglio: le 2 ragazze di cui parlavi rischiano quindi una multa tra i 5.000 e i 30.000 euro. E 30.000 euro per atti osceni in luogo pubblico, perché sul ponte hanno ottenuto degli atti decisamente poco consoni. Ma erano alterate, si è capito questo? Allora, pare fossero alterate da assunzione di alcol. Sono 2 sorelle di 24 e 17 anni, nello specifico è stata la sorella maggiore, la 24enne, che si è appesa e quindi ha sradicato l'edicola. Comunque entrambe dovranno invece, sono state sanzionate per questi atti osceni sul ponte, ecco, mentre raggiungevano l'edicola. Ecco, diciamo anche più in generale che i centri delle città a Bassano non solo sono ormai monitorati dalle telecamere, certo. Quindi è difficile passarla liscia. A Bassano, a Treviso, a Padova non è proprio così facile. Anche questo è un messaggio che va lanciato. Anche perché, tra l'altro, Cristian, le telecamere che si usano adesso sono telecamere ad altissima definizione, perché ci hanno mostrato alcuni filmati al comando e decisamente si riconosce perfettamente la persona, ecco. Non ci si può sbagliare, quindi un minimo di attenzione, rispetto per la cosa pubblica, che dovrebbe essere in realtà alla base di ognuno di noi, a volte manca, abbiamo visto. Questi sono gli ultimi esempi, però ecco, c'è la certezza che chiunque sbaglia viene appunto multato e viene fatto pagare. Ecco, vandalo avvisato, mezzo salvato. Grazie. Bravo. Vanessa, grazie Vanessa, buon lavoro, a presto, buon pomeriggio, grazie.
Allora, facciamo così, abbiamo ancora tantissime storie, tanti ospiti, alcuni mi raggiungeranno qui in studio a breve, ma prima vediamo insieme le previsioni del tempo per le prossime ore con la nostra Alice Montanieri. Il tempo. Bentrovati al meteo. La settimana inizia con il bel tempo, la pressione atmosferica torna a salire e dunque avremo un lunedì 19 luglio piuttosto stabile. Nel dettaglio sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata dalla presenza del sole. Non sono infatti attese precipitazioni degne di nota e il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche innocua velatura. Temperature stazionarie minime tra 17 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso, ampio soleggiamento dappertutto, senza piogge, solo con qualche addensamento. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato solo con qualche piovasco sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime infine sui 31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ecco, prima del meteo eravamo collegati con Bassano, con il ponte vandalizzato, oggi il restauro, ma rimaniamo più o meno in tema perché una festa illegale è stata fermata dai carabinieri di Monselice ad Anguillara Veneta, nella bassa padovana. Rave nel bosco ad Anguillara Veneta. I carabinieri di Monselice nella notte tra sabato e domenica hanno fermato una festa abusiva con almeno 50 persone nella frazione di Borgoforte, nell'area che viene chiamata Boschetto, che si trova vicino al fiume Adige. Individuato e denunciato a piede libero l'organizzatore dell'evento, un 35enne padovano, e identificati una ventina di partecipanti. Il luogo in cui si teneva la festa illegale è spesso usato per questo tipo di raduni che puntualmente vengono interrotti dalle forze dell'ordine. Eventi non pubblicizzati e non autorizzati che grazie al passaparola attirano giovani da più parti della provincia. Non è certo ammissibile e tollerabile l'organizzazione di un rave party non autorizzato senza nessun controllo, ha commentato il sindaco di Anguillara, Alessandro Buoso, che ha concluso ringraziando i carabinieri per il solerte intervento. E rimaniamo nel padovano perché ci sono degli aggiornamenti relativi al cluster, al focolaio che si è sviluppato al Festival di Radio Sherwood. Dovrebbe arrivare. Coronavirus. Nel Padovano c'è massima attenzione ai casi riscontrati dopo manifestazioni pubbliche. Una decina di positivi sono stati infatti registrati allo Sherwood Festival presso lo Stadio Euganeo. Secondo Ivana Simoncello del Dipartimento di Prevenzione, siamo solo all'inizio, i casi aumenteranno. Gli altri cluster riguardano padovani di rientro dalle vacanze in Spagna e Grecia. Sempre sotto monitoraggio sono i nuclei di positivi rilevati in alcuni centri estivi. La copertura vaccinale ha raggiunto quota 2/3 della popolazione sopra i 12 anni, che in provincia di Padova è poco più di 836.000 abitanti. Ci sono perciò oltre 271.000 persone che devono ancora essere vaccinate. E quindi l'appello che io faccio e vi chiedo appunto di fare con me è quello proprio di battere i coperchi e cercare appunto di aiutarci appunto di convincere i ragazzi, soprattutto le persone, ma non solamente i ragazzi, a vaccinarsi. All'appello del direttore dell'ULSS si è unito quello del sindaco di Padova Sergio Giordani. Serve un ultimo sforzo e serve subito, senza attendere settembre. Il virus non aspetta che passino le ferie e si fa giorno dopo giorno più aggressivo.
Giordani aggiunge: abbiamo un sistema sanitario pubblico ed efficiente che ci dà gratis e in modo capillare un siero che salva la vita e ci protegge dal virus che ha scatenato la peggiore epidemia del secolo. Vacciniamoci. Vacciniamoci e vedete in onda i dati della vaccinazione, li possiamo vedere con calma. Nelle 24 ore sono state somministrate 37.703 dosi, un numero elevato se si considera che parliamo della giornata di domenica. Siamo a un totale di 4.958.000 dosi, quindi quasi 5 milioni. La quasi totalità in questo momento delle dosi sono seconde dosi, quindi si vanno a completare dei cicli. Delle 37.000, 33.000 sono state seconde dosi, quasi 34.000. Possiamo dire quindi che 2.238.000 veneti sono immunizzati prima e seconda dose. La percentuale delle dosi somministrate sulle dosi fornite, anche questo è un dato importante, è del 92,2%. Quindi si sta andando avanti con una media che varia tra le 40.000 e le 50.000 vaccinazioni al giorno. In questo modo, ha confermato la Regione del Veneto, si arriverà a questa immunità di comunità entro la fine di settembre. Così ha detto anche la scorsa settimana l'ingegner Paolo Fattori, che è appunto responsabile di progetto presso Azienda Zero. Questa quindi la situazione sul fronte vaccinale, ma lo avete sentito, i temi sono tanti. Qui in studio con me sono arrivati l'assessore Silvia Nizzetto, assessore alle politiche giovanili e all'istruzione per il comune di Treviso. C'è anche Raffaele Freda di Fratelli d'Italia, capogruppo di Impegno Comune a Preganziolo. Buongiorno Freda. Poi arriveranno anche altri ospiti, ma comincerei da lei, Assessore, perché poco fa abbiamo raccontato di atti di vandalismo. Abbiamo visto il ponte di Bassano ferito, oggi è in corso il restauro. Tra l'altro i vandali erano trevigiani di Montebelluna, se non sbaglio. Abbiamo raccontato anche di questo rave party ad Anguillara Veneta. In questi giorni, in queste settimane si parla tanto di movida selvaggia nei centri storici e sul litorale. Come la mettiamo? C'è un allarme da questo punto di vista? Ma io direi che l'allarme, se chiamiamo la volontà comunque dei giovani, giustamente, hanno l'esuberanza della loro età che li porta ovviamente spesso anche a trasgredire, che è forse un po' all'interno dell'età, non per tutti fortunatamente, ma per una fascia sicuramente c'è. La realtà è che effettivamente questi mesi, che ormai sono diventati quasi 2 anni, per diciamo tutti noi, ma soprattutto per i giovani, noi lo vediamo trattando con la scuola, ma lo vediamo con le politiche sociali, quotidianamente ormai. Sono stati 2 anni impegnativi sotto tutti i fronti, ma soprattutto sotto anche il fronte psicologico. Quindi appena noi allentiamo le maglie, i giovani si riprendono gli spazi ed è difficile riuscirli a contenere, quello è indubbio. Noi quello che possiamo continuare a dire, a fare, è a stimolare a quella che è la responsabilità di ognuno di noi, perché purtroppo in questa battaglia che stiamo un po' affrontando vediamo che serve che ognuno di noi ci metta il proprio, perché altrimenti da soli non si va da nessuna parte, ma soprattutto perché abbiamo un'economia che deve reggere e quindi adesso come adesso, secondo me, qui è un momento in cui bisogna continuare ancora, ahimè, a stringere i denti. Purtroppo è arrivata l'estate, purtroppo, ma anche fortunatamente, perché tutti l'aspettavamo, io per prima, e quindi ovviamente ci aspettavamo, no, di tornare un po' a riprenderci gli spazi, a rivivere un po' più liberamente, però ribadisco quello che ho detto prima, abbiamo visto che quando comunque si allenta si ha poi, no? Certo, scatta anche un'euforia esatto, collettiva a volte, e che comunque insomma porta poi a queste situazioni che sappiamo sono situazioni che poi generano comunque appunto
dei risultati che spesso sono poi impattanti ma in questo caso, a livello Assessore, di tutta la società. Servono più controlli o è una questione più culturale? Lei come la vede? Diciamo che il comune di Treviso non fa difetto sul fronte dei controlli. Assolutamente. Però, devo dire che esatto. La questione è complessa quando si parla di movida, tra virgolette, selvaggia, di vandalismo. Allora, è impensabile con i controlli, cioè diciamo sempre è giusto che ci siano, no? Ci sono le norme da rispettare e ci sono dopo ovviamente anche le sanzioni rispetto a chi non rispetta. Io dico sempre che è giusto far rispettare le norme, dopo non è che dobbiamo aumentare, no? I reati o dobbiamo cercare di far rispettare le norme. Ovvio che non abbiamo una potenzialità per poter entrare in ogni boschetto per quanto abbiamo forze dell'ordine che veramente si sono impegnate in un modo pazzesco e sono state concentrate in un lavoro, devo dire, che va anche al di fuori di quello che loro ordinariamente dovevano fare e per il quale vorremmo potessero tornare presto a vivere quello che è il loro lavoro, che per noi è indispensabile, dell'ordinarietà. La realtà è che effettivamente riuscire ad arginare tutte queste situazioni non è facile. Le norme possono fare la loro parte perché sicuramente la sanzione serve, ma vediamo che arriva fino a un certo punto, perché la norma, i 400 euro, abbiamo visto che comunque non a tutti interessa, cioè c'è chi comunque il rischio lo affronta purché poter prendersi il suo minuto, le sue 2 ore. Certo, diventa una questione... E quindi gestirlo dal punto di vista, diciamo, non dico legale, ma di ordine pubblico non è sicuramente facile, cioè qui è un atto di responsabilità da parte delle famiglie, educativo da parte di tutti noi come comunità e come scuola, come genitori, come nonni, come tutti coloro che vivono attorno a delle comunità e hanno dei giovani in casa. E quindi quello che noi possiamo fare è infondere ovviamente quelli che sono degli insegnamenti alla responsabilità. Dopodiché, ripeto, ci vorrebbe una mano divina che ci dicesse vai lì, ma non è così. Non è possibile. Ma collegato a tutto questo tema ovviamente è quello delle scuole, no? È quello della scuola che in questi mesi, in questi ormai 2 anni ha pagato uno scotto altissimo alla pandemia. Lei che rientro prevede a settembre? Perché come sa c'è questo dibattito in corso, mascherina sì, mascherina no, fino a qualche settimana fa, qualche mese fa si diceva no, beh, è impossibile, a settembre si ritorna alla normalità anche sul fronte dei mezzi pubblici, davamo un po' tutti per scontato che insomma passata la terza ondata finalmente ne eravamo forse fuori e invece ci siamo in mezzo di nuovo, inutile tanto girarci attorno. Bravissimo. Poi possiamo dire no, ma l'ospedalizzazione, i ricoveri, assolutamente sì, tutti i distinguo possibili e immaginabili, però resta il fatto che fra un mese e mezzo si ritorna in aula e il contagio cresce. Esattamente, allora diciamo che noi come mondo scuola ovviamente il tema l'abbiamo affrontato anche a fine anno prima di finire quest'anno, proprio in ottica dell'anno successivo che poi avremo a settembre, che inizierà a settembre. Non è che ci siamo fatti grandi idee, devo dire onestamente, noi che lavoriamo in ambito scolastico abbiamo continuato a ragionare con i presupposti che avevamo già quest'anno in corpo, quindi non è che siamo partiti adesso orientandoci già all'idea che da settembre andremo senza mascherine, tornerà tutto, e il Covid ce lo sta insegnando, che è comunque tra di noi e che purtroppo insomma penso rimarrà parecchio, chissà in che forme, però per ora è qui con noi in buona compagnia e quindi noi bene o male quello che abbiamo preparato è un po' anche proprio per i progetti, per le cose che abbiamo in essere, che ovviamente tu programmi già adesso per poi dare continuità e realizzare con l'inizio dell'anno scolastico. Abbiamo tenuto conto un po' di quelle che sono le procedure e tutte, diciamo, quelle che sono le forme di sicurezza che abbiamo utilizzato anche quest'anno. Poi se andando avanti dovessimo vedere, ce lo auguriamo tutti, che l'impennata torna ad essere invece una discesa, ben venga, perché io sono la prima a voler vedere di nuovo tornare i nostri ragazzi a scuola tranquilli, soprattutto senza le mascherine, perché effettivamente insomma ecco, in quello io devo dire un grazie, perché parliamo sempre di giovani, poi no, nel momento in cui prendono, escono, fanno la bravata, però ricordiamoci che comunque i giovani hanno anche
subito, ma anche hanno partecipato comunque, insomma, nell'ambito, diciamo, scolastico con grande responsabilità, perché io devo dire che ho visto, insomma, giovani attentissimi, non parliamo dei più piccoli, che sono quelli che forse avrebbero più diritto, no? Ad avere il momento, e invece sono paradossalmente quelli, diciamo, veramente... che sono anche i meno coinvolti dal fenomeno della movida. Bravissimo, bravissimo, però voglio dire, a scuola sono anche quelli molto più precisi, attenti, e quindi, insomma, ormai le prassi le abbiamo incamerate. Io ripeto, noi partiamo già con con l'idea che comunque riprenderemo un po' come ci siamo lasciati. Con i trasporti, certo, abbiamo già fatto l'incontro, sappiamo che non si ripartirà in pieno, non si parte al 100%, ecco, anche di questo sicuro, ma anche perché proprio ti serve poi per monitorare, perché è inutile pensare di partire al 100% per poi dover ritornare indietro, il che sappiamo cosa consiste anche, diciamo, mettere in atto che il mondo della scuola trevigiano si sta preparando, non dico il peggio, ma a una semicontinuità con quello che c'era già stato, sperando e augurandoci sempre tutti con il piano A e il piano B, perché ormai siamo stati abituati in questi 2 anni a viaggiare con un piano A e un piano B, quindi tutti i progetti che arrivano, le associazioni, tutte le cose che attuiamo dentro la scuola, piano A se andrà tutto bene, piano B pronto se le cose non saranno così positive come ci auguriamo e tutti vogliamo possano essere. Perché poi la variante Delta, abbiamo visto, sta colpendo soprattutto i giovani per tante ragioni, per le vicende note di aggregazione, chiaro, ma anche perché sono i meno immunizzati e quindi non hanno quello scudo vaccinale. Abbiamo visto che però fortunatamente, insomma, almeno anch'io ho sentito già, perché effettivamente è diffusa, perché senti intorno a te, certo, amici che... Tutti quanti, insomma, finora quelli che ho sentito anch'io se la sono cavata abbastanza rapidamente rispetto ad altre. Sì, diciamo che la sintomatologia nella stragrande maggioranza dei casi e quindi in quello incrociamo le grave, dita. Assolutamente. Quindi ecco, se lei dovesse lanciare un appello, un messaggio ai genitori trevigiani, che cosa si sentirebbe di dire? Allora, ai genitori trevigiani io dico, anche da mamma, perché 3 figli li ho anch'io e non è facile, quindi capisco tutti i genitori, ma capisco anche i figli, quindi i ragazzi. Io dico semplicemente di stare tanto al fianco dei propri figli, anche proprio nell'affrontare questa cosa insieme. Cioè c'è proprio bisogno di parlarsi, di confrontarsi, perché tante volte è proprio il confronto, perché devo dire che in tutta questa vicissitudine che abbiamo passato, anche i messaggi, no, che sono arrivati, la poca chiarezza a volte che c'è, no? I dubbi, cioè quando la gente non trova chiaro tutto, la prima cosa che fa si chiude ai timori. Quindi secondo me parlare tanto con i giovani, le famiglie devono stare tanto accanto a loro, ascoltarli molto, accompagnarli, ma accompagnarli proprio a vivere insieme questa situazione che non è facile proprio per tutta la famiglia in sé, oltre che per tutta la società. E quindi in questo momento più che mai, secondo me, la presenza e, diciamo, proprio il legame che ci può essere di comprensione, ma anche giustamente di ruolo da genitore, che comunque deve impartire anche delle regole e quindi deve anche avere il coraggio di dire dei no, ci deve stare, più che non anche in altri periodi, in altre situazioni, insomma. Questo è dovuto. Vengo da lei, Freda, anche lei è esponente di Fratelli d'Italia, ma capogruppo in Consiglio Comunale a Preganziol della lista Impegno Comune. Anche a Preganziol ci sono le scuole, come in tutti i comuni della Marca. Lei cosa prevede e cosa si augura da amministratore locale, da giovane amministratore locale, quindi da giovane che si comporta anche da giovane, immagino? Certo. E purtroppo non più così giovane come alcuni, ma insomma ancora giovane, dai. Il concetto è sempre relativo. Certo, un po' di movida si fa lo stesso. Ecco, a tal proposito mi permetto giusto una digressione. Secondo me sugli atti di vandalismo ci vuole quella che veniva definita tolleranza zero, no? Perché ci vuole anche comprensione e consapevolezza del fatto di fare un danno all'intera comunità e sono cose che veramente non hanno nessun senso, peraltro. Concordo in pieno, il bene comune. Accanto a quello invece sulla movida, ecco, io ho sentito sempre troppo una narrazione anche quasi fastidiosa sulla movida, come se le responsabilità della diffusione del contagio eccetera fossero dei giovani. Ecco, io quella penso che sia una parte di tutto un contesto molto più ampio di situazioni nelle quali, per dire, nei treni la mattina ci si trova uno accanto all'altro, spesso
uno addosso all'altro e poi però si dà la colpa all'aperitivo la sera, insomma. Ecco, quindi io ridimensionerei invece il discorso sulla movida. Sul piano dell'istruzione, naturalmente l'auspicio sarebbe per tutti, per qualunque amministratore locale, quello di poter tornare alla vita normale, soprattutto per tutelare i bambini. La previsione che ho, tra breve avremo consiglio comunale a Preganziolle, sarà mio compito chiederlo alla giunta, però quello che immagino, quello che ho potuto sapere è che in realtà anche a Preganziolle si procederà un po' come a Treviso e quindi una situazione di semicontinuità, come diceva l'assessore, rispetto a prima. I trasporti non saranno ancora al 100%, la mascherina bisognerà usarla, anche perché tra l'altro questa è la regola generale che non diciamo che perlomeno siamo preparati più dell'anno scorso, cioè, ricordiamoci che comunque l'anno scorso a quest'ora noi parlavamo dei banchi a rotelle, al di là delle singole opinioni, insomma, quindi siamo rodati, come si dice, siamo tutti preparati, compresi coloro che devono poi sottostare, che sono gli studenti, quindi da quel punto di vista abbiamo una marcia in più. Sì, l'anno scorso a livello centrale, secondo me, tra il commissario e il ministro, tra l'altro, non è che abbiano dato una grossa mano agli enti locali, sinceramente. Abbiamo riempito i magazzini. Perché c'è stato un bailame su DAD sì, DAD no, poi gli interventi fatti dal commissario, appunto, come l'acquisto dei banchi a rotelle, eccetera, non è che fossero di grandissimo supporto per le amministrazioni locali. Il dato positivo era che, bisogna anche dirlo per onestà intellettuale, ai comuni sono arrivate comunque delle somme ingenti per far fronte ai presidi di sicurezza da porre nelle che scuole. Questo è vero, poi i soldi sono arrivati, i trasferimenti ci sono stati. Sì, dopo il problema è sempre i tempi, in cosa, perché poi sai, quando entri nelle dinamiche ti rendi conto, è stato un po' anche con il No, è vero, è solo per non essere troppo però di parte, effettivamente, ma diciamo che comunque il Covid una cosa di positivo, forse anche più di una ne ha, in tutta la negatività, una è quella che comunque ci ha messi a dura prova, nel senso che ci ha fatto capire la realtà che avevamo a livello di digitalizzazione, di informatizzazione, di un mondo scuola che non era assolutamente avviato ad affrontare questo passo e che probabilmente se non ci fosse stato il Covid non lo saremmo neanche adesso. Quindi io credo che questo sia servito. È positivo, ma ci siamo presi in tante occasioni una bella testata. Perché... Assolutamente, però io dico sempre che è giusto che arrivi anche a un certo momento il muro, no? Perché altrimenti si continua sempre a continuare si sbatte, si ritorna indietro come una palla di gomma. Questa volta era un muro che diceva o è così o è pomì, come si suol dire, ed effettivamente secondo me questo è stato utile. Che non risultino anni tra virgolette persi a livello di apprendimento. Assolutamente, tutti ci auguriamo di tornare quanto prima. Diciamo che ci sono delle cose che però sono diventate una buona prassi, che quindi ottimizzano, che quindi permettono una partecipazione diversa. Che i test invalsi che sono stati diffusi nei giorni scorsi sono assolutamente negativi, drammatici per certi versi. C'è il rischio di perdere una generazione da un punto di vista culturale. Io lo dichiaro apertamente, personalmente, però sono convinta che i danni di questi 2 anni, vedremo il prossimo, non li recuperi, soprattutto per quelle classi che erano di passaggio, perché diceva una quinta liceo che sta per uscire, nonostante insomma, io ho avuto 2 figli che hanno fatto 2 passaggi importanti e quindi dei buchi rimangono, cioè i più piccoli poi proprio è inutile, la scuola è fatta per essere vissuta nella relazione. La DAD può servire e può colmare e quindi ne faremo buon uso anche in futuro, però solo su determinate cose, quindi puntuale, ma non ai livelli in cui abbiamo dovuto viverla con i ragazzi a casa in pigiama, insomma. Certo. Si spera di non ritornare a quelle sequenze di vita. Lo vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio da Conegliano, Alessandro Bortoluzzi del Partito Democratico, Noi per Conegliano. Buongiorno Bortoluzzi. Buongiorno. Allora, Buongiorno, apriamo il dibattito fra pochissimo, ci sono tanti spunti, ma prima farei qualche istante di pubblicità, fra pochissimo.
Di nuovo in diretta, sono rimasti con me per fortuna i nostri ospiti, Silvia Nizzetto, assessore alle politiche giovanili e alla scuola del comune di Treviso, Indipendenza Veneta, Raffaele Freda, capogruppo in consiglio comunale a Preganzol, capogruppo di minoranze Impegno Comune, Fratelli d'Italia, Alessandro Bortoluzzi, Partito Democratico Noi per Conegliano. È giusto dare diciamo così, la denominazione esatta perché insomma siamo anche in clima elettorale in vista delle comunali 2021, quindi è giusto dare sia la carica amministrativa che quella, chiamiamola così, politica. Ed è politica, preminentemente politica, la polemica che è scoppiata ieri, sostanzialmente nella giornata di ieri a Treviso. A lanciare in qualche modo, a proporla, è stata di primo mattino il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso, Riccardo Barbisan. Nodo del contendere è l'opuscolo settimanale della diocesi di Treviso, nella parte dedicata alla preghiera dei fedeli. Un passaggio in particolare ha fatto strabuzzare gli occhi a Barbisan e ha in qualche modo innescato un dibattito davvero particolare. Partiamo proprio da qui. Nella preghiera dei fedeli della mia diocesi ho letto una preghiera contro l'autonomismo, e proprio da un'istituzione che da un millennio forse più pratica l'autonomia territoriale delle diocesi nei confronti della Chiesa universale, questo non me lo aspettavo. Ha strabuzzato gli occhi 2 volte Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Treviso, la prima volta da fedele cattolico e praticante, la seconda da leghista doc. Il passaggio incriminato nella preghiera dei fedeli contenuta nell'opuscolo settimanale La Nostra Messa che la diocesi dirama alle parrocchie. I popoli della terra, questa è l'invocazione, non cedano alla tentazione dell'autonomismo e dei piccoli interessi locali. Apriti cielo in tutti i sensi. Forse un malinteso significato del tema dell'autonomia e conseguentemente del movimento politico dell'autonomismo. Noi abbiamo sempre posto l'autonomia come tema positivo, come assunzione di responsabilità e non come chiusura o come disinteresse rispetto a ciò che avviene nelle altre parti del mondo. Barbisan segnala la cosa anche via social e la domenica trevigiana scivola via tra commenti pro e contro. La stessa diocesi ne viene poco dopo a conoscenza ma non rilascia dichiarazioni pubbliche. Una cosa è certa, i livelli liturgici trasmessi alle parrocchie spesso nella forma e nei contenuti ricalcano le linee della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, inverosimile quindi che ci sia un riferimento all'attualità politica o agli stessi referendum veneti per l'autonomia, ma tant'è, per Barbisan serve un chiarimento urgente. L'appello che voglio lanciare sommessamente è questo: cerchiamo di non connotare il tema dell'autonomia e dell'autonomismo con dei tratti negativi e viviamolo come l'applicazione del principio europeo della sussidiarietà, secondo cui le competenze che può svolgere un organo locale le deve svolgere un organo locale, invece le competenze di un organo statale o interregionale devono essere fatte appunto da organi statali o interregionali. Allora, per sintetizzare, chi è figlio di Maria non vuole l'autonomia, Nizzetto, è così? No, mi viene da sorridere perché, voglio dire, parliamo sempre, incensiamo tra l'altro gli articoli della Costituzione tutti i giorni. Qui parliamo di un volantino letto, un volantino insomma, sappiamo che si legge, no, nella preghiera dei fedeli, se non erro, questo momento, e quindi mi fa un po' sorridere perché appunto l'autonomia dovrebbe essere proprio l'andare incontro anche a quelli che sono i diritti costituzionali, perché si richiama anche a dei diritti costituzionali, ma soprattutto anche perché va veramente nell'espettare quella che è una richiesta tra l'altro di un popolo intero, visto che sono ormai 4 anni al 22 di ottobre e quindi dove io sono una che difenderà sempre a spada tratta la libertà, il diritto di parola e il diritto di voto, in cui quasi tutta la popolazione per intero ha votato per maggiore autonomia. Ma quindi ha fatto bene Barbisan a sollevare questa questione? Sì, devo dire che fa sorridere che ci sia una tale richiesta nella preghiera all'interno di un ambito appunto di chiesa, dove, ripeto, sono d'accordo con il consigliere Barbisan, cioè l'autonomia non ha nulla di negativo, ha solo il pregio di rafforzare, di aiutare a diventare tutti
indipendenti nelle proprie scelte, ma soprattutto responsabili delle proprie scelte. Quindi è un incentivo a migliorare per tutti, per la popolazione, cioè in generale per la comunità, e non vuole togliere, ma vuole semplicemente proprio responsabilizzare. La responsabilità sta nella vita di ognuno di noi, i nostri figli li responsabilizziamo quando crescono, e quindi è un cammino, secondo me, come anche proprio popolo e quindi comunità. Lei appoggia questa richiesta di chiarimento di Barbisana? Sì, io direi che sì, ripeto, sorrido perché la trovo appunto anch'io non proprio opportuna, forse. Allora, tra l'altro, per dovere di chiarezza, il passaggio incriminato recita, lo ripeto, preghiamo perché i popoli della terra non cedano alla tentazione dell'autonomismo e degli interessi locali. Allora, interpretabile forse, diciamo che potrebbe essere anche interpretabile. Diciamo che questi opuscoli che vengono redatti dalle diocesi del territorio nazionale partono da degli schemi predisposti dalla Conferenza Episcopale Italiana. I temi poi non fanno mai riferimento all'attualità, alla stretta attualità. Lei, Bortoluzzi, che idea si è fatto di questa polemica? È strumentale? È una polemica domenicale? Che cos'è? Beh, sicuramente una polemica strumentale, perché tra l'altro fare l'interpretazione autentica, quello che si legge, insomma, è un'attività sempre un po' da fare con una certa, anche direi con una certa leggerezza. Evidentemente in quel messaggio, in quella preghiera, credo, insomma, ecco, che leggendola testualmente vi si ritrovi un invito ad una apertura diversa tra i popoli, quindi a un dialogo continuo tra i popoli. Non credo che ci sia un riferimento, tra l'altro, al dibattito sull'autonomia che riguarda soprattutto il Veneto in questo momento. Vedo che il tema sta un po' scemando anche di interesse anche da parte di chi lo ha proposto con un referendum ormai qualche anno fa. Quindi direi che, insomma, non è la prima volta che la Lega e il mondo leghista entra un po' in contrapposizione con la diocesi, però in quelle parole c'è anche l'invito poi, al di là dell'accenno all'autonomismo, che insomma magari si poteva parlare anche di individualismo, ecco, che forse era il termine più appropriato. Credo che ci sia un giusto richiamo al fatto che anche nel perseguire percorsi di autonomia bisogna sempre farlo con una grande apertura verso i popoli del mondo, dell'Europa e del mondo. Il nostro mondo non finisce all'interno dei confini del Veneto. Quindi, insomma, ecco, siccome ci sono state forse in passato, ecco, da parte di chi ha sbandierato l'autonomia, dei messaggi negativi che vengono letti negativamente da parte di chi non è sul nostro territorio, e quindi sempre questo desiderio di dire siamo i più bravi, siamo i primi della classe, tutto il resto del mondo, insomma, no? Prende spunto da noi. Beh, insomma, mi sembra un po' esagerato, quindi quando si mandano questi messaggi poi magari viene meno anche quel dialogo che deve esserci sempre, e anche nell'apprezzare quello che di buono, insomma, c'è in giro per il mondo. Freda, visto da Fratelli d'Italia questo dibattito, come lo giudica? Ma io penso che si debbano tenere separati l'universalismo confessionale dal globalismo politico, no? Siano concetti in realtà diversi, anche se ogni tanto si toccano. Quindi sinceramente penso che le parole dell'opuscolo siano state sostanzialmente fraintese, anche secondo me. Però devo essere sincero, sarei curioso di sapere quale interpretazione dà la diocesi a quel passaggio, ecco. Forse diciamo che per il momento la diocesi dice: noi non rispondiamo alle polemiche social, chiaro. Certo. Io lo trovo anche
certi versi giusto, cioè nel senso che anch'io condivido, cioè probabilmente lì dentro c'è stato un passaggio che forse non era miratamente politico, diciamo, voglio sperarlo, poi posso dire insomma da cattolica, tendenzialmente cristiana, è da escludere, insomma, che ci sia un riferimento alla contingenza veneta, insomma, però il dibattito tutto sommato è interessante. Cioè, va anche detto che non è che le diocesi non facciano mai politica, tra virgolette. Assolutamente. Anzi, secondo me ci sono alcuni temi come quelli relativi all'immigrazione, per esempio, su cui tante volte abbiamo visto delle diocesi prendere in vari momenti una posizione piuttosto che un'altra. Vi ricordo sommessamente la nota del 17 giugno della Santa Sede sul DDL Zan, quindi insomma diciamo che non siamo fuori dall'attualità. Assolutamente. In quel caso là io penso anche che in realtà quello fosse un parere, così come sulla base di un concordato, di un trattato, così come l'Unione Europea ce ne manda penso uno al giorno, quindi tutto sommato fosse lecito che il Vaticano ce lo trasmettesse. Poi uno può discutere del contenuto, del merito, per carità, però il fatto di per sé che ci avessero mandato un parere sulla legislazione, su quella norma, non aveva nulla di incredibile. Sull'interpretazione qui dell'opuscolo della diocesi del consigliere Barbisan, sarei sinceramente curioso di sapere cosa intendesse la diocesi, anche se, ripeto, secondo me i tratti politici di quella frase non esistono di fatto. Penso che il concetto fosse un altro. Sì, ma ovviamente. Ribadisco, spero appunto proprio, voglio vederla positivamente, quindi come una caduta un po' forse proprio nella forma, ma non stilistica. Esatto, stilistica, bravo. Comunque su questa polemica torneremo nel corso dei nostri telegiornali, quindi per chi è interessato, ovviamente questa sera a partire dalle 18:30, ovviamente non anticipo nulla. Ci sono poi tanti altri temi, questa diciamo è un po' la polemica di giornata. In realtà, come dicevamo, si è aperta la corsa alle amministrative 2021, il centrodestra per esempio ha cercato di serrare le fila nei comuni principali, c'è questa alleanza tra Fratelli d'Italia e Lega che è stata ribadita a Conegliano, a Oderzo, a Villorba, nei comuni principali, dove Forza Italia invece corre da sola, quindi il centrodestra di fatto non è unito. Io partirei proprio da Conegliano, perché a Conegliano sabato è arrivato il leader della Lega Salvini, che ha parlato tra l'altro di autonomia ma anche di riforma della giustizia. Sentiamo Salvini da Piazza Cima. Io voglio crescere in un paese libero, con un po' di tasse in meno, una giustizia più efficiente e poi con l'autonomia che arriverà, perché il Covid ha insegnato che se non avessimo avuto i sindaci e le autonomie locali e i governatori come Zaia, campa cavallo. Ha toccato volutamente un tema caro ai veneti per ribadire che la pratica non è archiviata, e tanto è bastato per raccogliere il consenso dei cittadini presenti oggi pomeriggio in Piazza Cima a Conegliano. Autonomia sì, ma non con questo governo. Ovviamente non posso garantirvi che al governo con PD e 5 Stelle porteremo a casa l'autonomia e la flat tax, però adesso difendiamo le conquiste che abbiamo ottenuto e fra un anno, quando finalmente gli italiani potranno votare, il centrodestra vince, la Lega sarà primo partito di questo paese e ai nostri figli lasceremo una Conegliano e un'Italia più bella. Lega che guarda alla sicurezza delle città con la scelta precisa per il comizio da parte del candidato Carbellotto. Quelli che vengono qua a far casino, a spacciare e a campare alle spalle degli altri tornano a casa dal primo all'ultimo, perché non abbiamo bisogno di certa gente, abbiamo tanti anziani e padri separati in difficoltà anche in provincia di Treviso, senza dover mantenere un esercito di gente che non ha nulla da dare ma troppo da chiedere. Salvini in Veneto anche per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Chiunque sbagli nella vita paga, tranne una categoria di lavoratori che decidono sulla vita, sulla libertà
e sul futuro di padri e madri di famiglia. Con queste firme anche un giudice, se sbaglia, paga. Veneto, regione del deputato padovano Alessandro Zan, legato alla contrastata legge sull'omofobia. A casa sua ognuno fa quello che vuole, ama chi vuole, senza dover essere offeso da nessuno, e quindi puniamo i cretini che offendono in base al sesso, in base alla razza, in base al colore della pelle, ma togliamo da quella legge l'utilizzo dei bambini, la cui educazione spetta alla mamma e al papà. Non allo Stato o a qualche associazione, alla mamma e al papà. Infine i vaccini, con Salvini contrario all'obbligo del Green Pass. Perché i dati degli ospedali dicono che non ce n'è bisogno. E lei è già vaccinato? No, io sono prenotato per agosto. Queste le parole di Salvini pronunciate sabato a Conegliano. Gli spunti sono tantissimi e diciamo che la frase che ha fatto sobbalzare sulla sedia Nizzetto è stata: non posso garantirvi che con PD e 5 Stelle porteremo a casa autonomia e flat tax. Quindi diciamo che il timer che abbiamo qui in sovrimpressione è destinato a crescere, Nizzetto? Ma sì, io devo dire, pur avendo fatto una grande battaglia io stessa, perché l'ho appoggiata in pieno l'autonomia, perché ribadisco, credo che la sussidiarietà sia dimostrato che funziona, perché stimola a far meglio, perché sei tu responsabile, e in più perché stringe proprio le maglie, no? Il contatto diretto, tanto che gli amministratori sono la catena che funziona tutto sommato meglio, perché il cittadino viene lì e ti bussa alla porta, e quindi sostanzialmente su questo. Dopo mettiamoci una questione anche economica legata però giustamente a dei versamenti da parte di tutti i cittadini di un'intera regione che poi non tornano più indietro in servizi, quindi ci sta. Dopo sul fatto che effettivamente questo sia stato un grande passaggio culturale, e secondo me è stato fondamentale farlo, insomma, come Indipendenza Veneta l'abbiamo portata, noi avevamo chiesto addirittura appunto che il referendum fosse sull'indipendenza, e poi sappiamo i passaggi, però possiamo prenderci comunque l'onore di aver lanciato e spinto a far portare le persone nuovamente all'interno di una cabina elettorale, e in questo io sarò sempre pronta a sostenere, perché ogni volta che i cittadini vanno a votare credo sia, insomma, la cosa più bella in una democrazia che si può fare. Detto questo, credo che quel timer, come ha detto, sia un timer lungo, perché comunque l'autonomia va sempre chiesta, perché comunque abbiamo visto che c'è qualcuno che non vuol sentire, perché abbiamo capito che comunque quando noi dobbiamo rispondere ad un elettorato che va da nord a sud, tu comunque devi rispondere a esigenze completamente diverse. Certo. Il Veneto ha una sua realtà che è un unicum non solo in Veneto ma anche in Europa, e questo non è, sono orgogliosa perché sicuramente sono orgogliosa da veneta, ma sono i dati che parlano, e quindi ovviamente quando tu devi rispondere ad esigenze invece completamente opposte giustamente culturalmente ma anche strutturalmente, perché c'è tutto un insieme, diciamo, di secolare ormai, voglio dire, di situazioni che si sono incancrenite, e ci vorrebbe proprio un grande coraggio e un grande atto politico che trovo difficile, proprio perché andrebbe a scontentare una buona parte dell'elettorato, e questa diciamo è la parte politica che mi piacerebbe appunto ritrovare, perché credo invece che i territori abbiano bisogno di ritrovare se stessi e di poter rinascere come territori. E Freda, tanti temi toccati, abbiamo detto, autonomia, flat tax, ma Salvini, Lega e Fratelli d'Italia stanno puntando molto, stanno giocando molto sulla carta della sicurezza. A Conegliano poi non ne parliamo, è così? No, certo, io penso che a livello locale in realtà vi sia spesso la manifestazione di una sensibilità diversa rispetto al tema della sicurezza da parte del centrodestra. Questo io non posso conoscere in modo preciso quella che è la realtà di Conegliano, se non per il racconto di alcuni amici che hanno amministrano Conegliano, però conosco quella che è la realtà ad esempio del mio comune, dove alcuni problemi si ripercuotono da tantissimo tempo, su cui l'unione dei servizi di polizia locale non sono certo che funzioni davvero, dove manca la stazione dei carabinieri, dove si ripetono continuamente gli episodi di microcriminalità, e io ho notato in questi anni che sostanzialmente vi è scarso interesse proprio da parte della Giunta su quel tema,
e credo sia una delle differenze più apprezzabili spesso proprio nella disputa a livello locale tra destra e sinistra, perché che spesso assume dei contorni quasi che sono delle sfumature, perché poi le esigenze del territorio sono le stesse e uno va a scegliere la persona, però sul piano della sensibilità su alcune materie io sinceramente penso che davvero sulla sicurezza il centrodestra abbia sempre proposto qualcosa di più. Bortoluzzi, mi interessa molto la sua opinione, perché appunto su Conegliano questa carta della sicurezza è stata giocata da Salvini, dal candidato Garbellotto già nei giorni scorsi, però so che anche a lei, ne abbiamo parlato più di una volta, il tema della sicurezza è molto, molto caro. Come la mettiamo sostanzialmente? Chi è che ha il monopolio della sicurezza su Conegliano? In questi mesi, in queste settimane abbiamo raccontato diversi episodi, non dico inquietanti per carità, ma che forse delineano un quadro comunque preoccupante. Sì, ma a chiacchiere la questione della sicurezza è interpretata magistralmente da Salvini, però solo a chiacchiere, questo è il punto, perché poi la Lega è stata in amministrazione fino a qualche mese fa qui, quindi questa sorta di verginità, come dovessero arrivare loro adesso a risolvere tutti i problemi, erano lì fino a novembre e sarebbero ancora lì se una serie di consiglieri, che io considero responsabili dell'opposizione e una parte della maggioranza, non avesse mandato a casa la giunta uscente, che aveva fatto tra l'altro una battaglia elettorale. Due parole noi avevamo sentito nelle elezioni del 2017 che portarono alle elezioni di Chiesa: decoro e sicurezza, per non fare esattamente nulla su questi due temi, perché sono due temi su cui non solo non si è fatto nulla, ma abbiamo fatto passi indietro terrificanti. Cose che vanno tra l'altro anche spesso a braccetto, perché dove c'è scarso decoro poi ci sono frequentazioni di un certo tipo e via dicendo. Quindi io rispedisco veramente al mittente queste cose qui. Credo che i coneglianesi, come tutti i cittadini del mondo, del nostro territorio, siano persone intelligenti e che non si possano turlupinare con queste sciocchezze del sindaco sceriffo, queste cose qui. Non siamo nel Far West in cui c'erano queste figure che facevano di tutto, dall'amministrazione della giustizia ad altro. Quindi cerchiamo di dare anche dei messaggi di una certa maturità agli elettori, e io credo che questi siano esempi di cattiva politica, perché andiamo avanti a ripetere delle cose, le sparate di giornata, per poi non fare esattamente nulla quando si è in amministrazione. Io alla Lega chiedo: ma quando eravate in amministrazione a Conegliano, dove eravate? Allora, di cosa stiamo parlando? Senta, Bortoluzzi, le faccio la domanda che le faccio sempre da qualche settimana a questa parte. Quando arriva il candidato sindaco del PD per la città del Cima? Sicuramente in settimana. Sicuramente in settimana. L'ho già sentita qualche volta questa, le dico la verità. No, questa volta lei mi vede convinto e quindi sarò più convincente nel dirvi che sicuramente, non so se giovedì o venerdì o sabato, ma insomma comunque questa settimana faremo una presentazione del candidato o della candidata, insomma, lasciamo un attimo di suspense, perché se diciamo anche il nome e facciamo la presentazione adesso non mi sembra il caso. Beh, oddio, diciamo punti di vista, però un po' donna, uomo, non ce lo dice. Si parla tanto di una candidata sindaca donna per Conegliano. Beh sì, noi è una cosa a cui abbiamo sempre pensato, perché riteniamo che un candidato donna potrebbe probabilmente meglio parlare a tanti elettori che alle scorse elezioni non hanno trovato la motivazione per andare a votare. E quindi credo che non per l'essere solo donna, ma per i temi che possono essere magari in misura
maggiore toccati e valorizzati. La sicurezza io credo sì, lo capisco, perché se poi tu chiami a casa, fai un sondaggio e dai 3 secondi a una persona per rispondere alla domanda qual è il problema che senti di più, preso alla sprovvista dice sicurezza. Però se alle persone diamo magari qualche secondo in più per pensare, forse magari gli stessi cittadini concludono che la sicurezza a Conegliano, che non è il Bronx, non è via Anelli di Padova, forse non è il massimo dei nostri problemi. Allora Bortoluzzi, lei da buon avvocato ci ha dato qualche indizio, ma nessuna prova al momento, ma insomma staremo a vedere nel corso della settimana. Tra l'altro chiedo velocissimamente a tutti e tre, la Lega ha portato Salvini, trainano ancora le figure nazionali. Lei per esempio porterà, o meglio il PD a Conegliano porterà Letta o che ne so Conte adesso che sembra ritornare in sella per il 5 Stelle? Stessa cosa, la Meloni potrebbe fare la differenza in alcune competizioni. Tirano ancora questi leader nazionali? Bortoluzzi? Ma io credo che portare delle persone serie che lanciano e rilanciano dei messaggi seri sia comunque una cosa importante, perché porta comunque la nostra città, che è una città comunque importante, all'attenzione, e quindi credo che qualcuno dei nostri leader sicuramente farà un giro a Conegliano non solo per un messaggio così di vicinanza. Certo noi in città del Ruffa Popolo non ce ne facciamo niente, ecco, quindi certe figure, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto, però anche quello che ho sentito sabato, francamente non è che ha aggiunto molto al mio patrimonio conoscitivo, ma sono le solite cose che stanno bene rilanciate davanti a una piazza. Diciamo che non è stato illuminato sulla via di Damasco da parte di Salvini, insomma rientra un po' nella fisiologia della situazione. Nizzetto, servono o non servono? Ma io sono un po' la voce fuori coro, nel senso che essendo legata ad un partito certo, che è un partito di territorio, che quindi non ambisce ad andare a Roma, ovviamente mi interessa limitatamente la figura, l'esponente. Ovvio che i leader sono sempre leader e diventano leader proprio perché hanno il carisma, perché riescono comunque a fare proclami che sono accattivanti, e la politica oggi purtroppo, devo dire, a differenza appunto di quella tutto sommato amministrativa, che continuo a dire secondo me rimane quella più pulita comunque e che riesce a dare soluzioni ai problemi, visto che la politica dovrebbe trovare soluzioni ai problemi, no? E proiettare verso il futuro. Credo che appunto alla fine mi interessano più le persone, quelle che sono vicine, e soprattutto poi i giochi politici, dove tu comunque ormai abbiamo visto voti per un partito, poi all'interno i giochi sono i più vari, i più misti, alla fine ti capita uno piuttosto che l'altro che tu neanche hai votato. Sinceramente mi tocca relativamente, cioè io credo nelle persone e credo proprio nel territorio. Questo è un cambio però culturale, mi rendo conto, ma è un mio ideale. Io credo che la battaglia vada fatta assolutamente per il territorio, perché credo che noi dobbiamo rispondere al territorio, cioè non mi interessa gente da Roma che risponde per Treviso, per Conegliano, per Preganziol, per Rivera, mi interessa gente del Veneto, comunque che intesa ovviamente gente che abita qui e che risponde ai problemi e che quindi porta in luce i problemi e risolve i problemi. Madonna Pellegrina da portare in processione nei comuni? Io sinceramente porto in processione appunto chi poi mi dà risultati, chi merita i risultati. Di certo, per esempio in questo momento storico, se c'è una leader che sta avendo grandi consensi e che potrebbe magari anche portare, se non altro, curiosità, è la Meloni. Sì, no, io sono certo del fatto che Giorgia Meloni farà almeno un passaggio in Veneto, come ha fatto praticamente in tutte le ultime tornate amministrative, anche questa volta, anche in considerazione del fatto che sono diversi i comuni grandi che vanno al voto, e questo in realtà non penso che di per sé debba portare qualcosa di fatto al territorio, però manifesta una vicinanza, una continuità tra gli amministratori a livello locale
e i leader a livello centrale, comunque i parlamentari, i senatori eccetera, che talvolta obiettivamente sono anche quelli che poi vengono consultati per fare delle proposte di legge piuttosto che delle interrogazioni al governo sulle questioni a livello territoriale. Quindi secondo me quello è importante. Poi c'è da dire un fatto, e questo prescinde dalla Meloni. Viviamo anni, penso ormai da 20 anni, 25 anni a questa parte, dove le piazze con gli amministratori locali non si riempiono. Bisogna anche dirselo in modo molto franco. La partecipazione dei cittadini alla vita politica e pubblica delle proprie comunità è abbastanza limitata. Quindi non sto dicendo che poi non la riempi la piazza, ma i leader di partito obiettivamente attirano un numero di curiosi maggiori, di appassionati, di interessati maggiori rispetto a quelli che poi riesce a fare con il solo candidato e cose di questo genere. È anche una questione molto pratica, quella diventa l'occasione per esporre il programma per il territorio. Ecco, mi sono venute in mente alcune immagini del passato. Un leader che portava in piazza tanta gente era Bossi. Bossi ne portava veramente tanta, sono stato testimone di piazze gremite. Nel PD, negli anni recenti, anche Renzi, per certi versi, aveva in un certo momento cominciato a riempire le piazze, Bortoluzzi. Sì, diciamo che ha ragione Freda quando ricorda che ormai da più di 20 anni è difficile portare le persone, i cittadini in piazza. Io ricordo di alcune immagini forse degli anni 80, primi anni 90, forse ancora prima del 92, in cui avevamo i candidati sindaci in piazza Cima con 2000 persone, 1500 persone, cose che i cittadini che andavano lì per ascoltare, perché spesso poi è una chiamata alle armi così dei supporter più che del cittadino, che non trova modo e motivo per andare ad ascoltare qualcuno. Poi dipende anche un po' dall'impostazione di ciascuno. Io personalmente non ho mai fatto politica perché mi innamoro del leader, innamoro dell'idea, piuttosto seguo la squadra, sono attirato da queste cose. Magari tante persone invece si avvicinano alla politica perché hanno anche bisogno di un contatto più diretto con il leader. Renzi era sicuramente un leader che sapeva parlare alle persone. Io me lo ricordo all'Assemblea Confindustria, per esempio, ha tenuto gli imprenditori qualche anno fa, ha tenuto gli imprenditori un'ora e mezza finendo anche parlando dell'art bonus, cioè capiamoci, era una persona che aveva sicuramente delle qualità. E lo rimpiange? Come leader del PD? No, lo rimpiango. Io credo abbia pagato un prezzo straordinariamente elevato ad alcuni errori politici che ha fatto, che se tanto mira tanto Salvini per gli errori strategici che ha fatto dovrebbe essere condannato all'ergastolo, perché se pensiamo alla stupidaggine di far cadere un governo in agosto pensando di andare alle elezioni per trovarsi poi all'opposizione, sono errori che qualsiasi leader dovrebbe pagare in maniera straordinaria. Quindi Renzi probabilmente è vittima anche di alcuni suoi lati caratteriali, i suoi modi d'essere che non sono piaciuti. Allora facciamo così, ci sono ancora diversi temi sul tavolo, ci sono anche gli aggiornamenti sul fronte del DDL Zan che continua a infiammare la politica non solo nazionale ma anche quella locale, ma abbiamo qualche istante di pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta con Silvia Nizzetto, assessore all'istruzione del Comune di Treviso, Indipendenza Veneta.
per Fratelli d'Italia Raffaele Freda, sempre capogruppo in Consiglio Comunale a Preganziol, capogruppo di minoranza. Partito Democratico di Conegliano invece Alessandro Bortoluzzi, collegato via Skype. Abbiamo parlato di elezioni comunali, di autonomia, insomma temi che caratterizzeranno questa lunga estate elettorale, anche perché al momento non c'è ancora una data. Comunque sulla data delle elezioni pende come una spada di Damocle la variante Delta, il virus. Anche qui staremo a vedere cosa succederà, più o meno lo stesso scenario che abbiamo vissuto l'anno scorso anche per le regionali, non soltanto le comunali. C'è poi il grande tema del momento, l'altro grande tema che ha permesso in qualche modo all'opinione pubblica italiana di andare oltre il Covid, al di là di come la si pensi. Parliamo del DDL Zan, dal nome del promotore, che è un padovano, il deputato Dem Alessandro Zan. DDL che la scorsa settimana, martedì, è arrivato in aula al Senato, è stata subito bagarre, una bagarre mai vista, perlomeno in tempi di grosse coalizione, però insomma uno scenario che probabilmente si ripeterà anche domani. La stessa Repubblica.it titola così: DDL Zan, domani inizia il Senato la battaglia sugli emendamenti, la legge però rischia di slittare a settembre. Superate infatti le forche caudine delle varie eccezioni di legittimità costituzionale, si entra nel vivo con il leghista Calderoli, che sappiamo essere da questo punto di vista sempre molto attento alla tecnica parlamentare, pronto a presentare una cospicua manovra emendativa. Bortoluzzi, parto da lei. Perché? Perché il Partito Democratico, che sostiene ovviamente il deputato Zan, sta tirando dritto per la sua strada, quindi dice: abbiamo già mediato, non c'è più tempo per la mediazione, o si approva così il DDL Zan o non se ne fa nulla. Sì, è una posizione che a questo punto condivido, perché anche per un fatto di chiarezza adesso bisogna andare a voto su questa cosa qui. Sotto un certo punto di vista è vero che il momento è grave dal punto di vista economico e sanitario, e qui il dibattito è stato ampio. C'è evidentemente qualcuno che vuole farne una bandiera ideologica, il fermare questo provvedimento, che di per sé contiene delle cose molto sensate, e io sono anch'io dell'idea di chiudere questa partita, di chiudere questa discussione con chi ci sta e per come ci sta. Poi ognuno trarrà le proprie conclusioni. È anche vero che in questo momento poi abbiamo bisogno di fare lavorare il Parlamento su tante cose, e quindi non lo possiamo paralizzare così in queste guerre ideologiche, in cui poi, come al solito, il merito della questione resta, diciamo così, molto sullo sfondo. E qual è il merito della questione, Bortoluzzi? Glielo chiedo perché lei è anche avvocato, quindi insomma ci può aiutare. Qual è il merito? Sì, ma il merito della questione non è certo quello che si è sentito, le teorie gender, che poi io francamente non ho neanche capito in cosa consisterebbero queste teorie e perché si teme che attraverso il DDL Zan si voglia poi propinare, insomma, agli studenti delle elementari. Queste sono tutte cose che servono così, insomma, per qualche discussione così per fare un po' di demagogia. Il DDL Zan colma alcune lacune che ci sono nella tutela di persone che sono discriminate, o comunque che per orientamento personale, sessuale,
e sono così, insomma, ecco, ci si permette di discriminarle, di offenderle e via dicendo. Quindi lei dice, Bortoluzzi, questo DDL serve a punire i crimini d'odio, quindi estendere la famosa legge Mancino del 93, questo è il tema prevalente, lei dice. In una deriva preoccupante degli ultimi anni, dopodiché non è che porta con sé uno stravolgimento di quello che c'è già, sono anche aspetti tecnici, se vogliamo, che se affrontati con buon senso potrebbero essere approvati facilmente senza agitare bandiere ideologiche. Allora, qui però abbiamo Lanizzetto che è assessore anche all'istruzione. Diciamo che uno dei rischi paventati soprattutto dal centrodestra è questo dell'ideologia gender nelle scuole, e lei da amministratrice del territorio intravede questo, tra virgolette, questa ipotesi? Ma allora, premesso che appunto il DDL è una questione superiore a noi amministratori, ma che dopo comunque ci toccherà ovviamente poi nei dettagli, entrando negli elementi della vita quotidiana. Quello che io posso dire, e qui parlo proprio da cittadina, è che è talmente in contraddizione con quello che è un po' un impianto che abbiamo normativo, che è secolare e che è di un'intera civiltà, ok? E quindi mette in crisi dei valori che sono quelli dell'umanità, tanto per entrare un po' nel merito. È un DDL che è, per la sua semplicità, apparente semplicità, talmente proprio così generale, che lascia all'interno, è come una cornice, ecco, mi piacerebbe parlare alla signora Maria di quello che secondo me è come una cornice, si dice ermeneutica, cioè proprio talmente generale, poco definita, che lascia lo spazio all'interno poi di metterci quello che si vuole, o meglio va in divenire, quindi non è tanto il DDL in sé adesso, ma è quello che porterà dopo, o meglio. Questa è la prima criticità. La seconda cosa è che poi chi va a riempire questi contenuti? Questi contenuti non vanno più riempiti, non è più il fare del Parlamento, ma è il fare dei giudici che si troveranno di fronte a delle sentenze, e sapete che una sentenza poi diventa legge. Attraverso questo DDL, ovviamente se loro dicono no, non c'entra, noi non andiamo a mettere niente di definito, però in realtà si può entrare nel merito anche del reato d'opinione. E siccome io da cittadina continuo a portare avanti il mio ideale, che è proprio una battaglia per la libertà di espressione, per il diritto di voto, a me allarma sempre quando si può invece mettere in qualche modo un po' o il bavaglio o ad andare a integrare con reati. Questo DDL va a incidere, potrebbe andare a incidere sulla libertà di opinione di una persona. Quindi... Anche in quello sicuramente, ma poi è proprio la poca chiarezza, ma il fatto proprio che attraverso questo noi non sapremo poi cosa dentro ci sarà, a cosa si andrà incontro, e siccome entra nei meriti, perché comunque entra nei meriti della scuola, entra, ripeto, anche nel reato d'opinione, dove dice no, non si punirà, però in tal caso, cioè c'è sempre la frasetta, no, che ti lascia l'apertura. I giudici sono uomini, i giudici potrebbero trovarsi a dover effettivamente considerare, potrebbe diventare reato d'opinione, voglio dire, io che sono cattolica si apre cristiana, tutto il discorso dell'interpretazione esatto, è molto interpretabile, quindi sono due cose proprio. Con la legge che viaggia sulle gambe degli uomini. Poco chiaro. E poi c'è questo discorso del reato d'opinione. Un disegno di legge troppo indeterminato. Oltre al fatto che si parla di autodeterminazione, voglio dire, della sessualità della persona, quindi questo ha messo in crisi tutti, perché parlando di questo ovviamente la persona decide e dice io sono uomo, sono donna, e tra l'altro a seconda anche del momento, che quindi questo manda in crisi poi tutto un discorso anche normativo. Questo è il dibattito attorno alla formula dell'identità di genere. E Freda? In realtà Fratelli d'Italia si è sempre un po' chiamato fuori, cioè Fratelli d'Italia non è nemmeno per la mediazione, dice il DDL Zan non serve. No, il DDL Zan in realtà dice tante cose criticabili, nel senso che c'è una
propaganda giustamente da parte della sinistra piuttosto semplicistica, esatto, e che punta sull'emotività di difendere chi viene discriminato, cosa correttissima. Il problema è che il DDL Zan non è composto solo dalle norme che modificano il codice penale a tutela di chi viene discriminato, tra parentesi quelle norme, e lo sanno anche quelli del PD, presentano già a loro volta delle criticità, sì, e quindi già lì ci sarebbe una discussione relativa appunto all'applicazione della legge da parte dei giudici. Ma oltre a questo, per esempio, prima Bortoluzzi diceva è una questione demagogica il discorso sulla teoria del genere. Guardate, io siccome se ne parla da mesi e gli influencer più o meno titolati ne parlano in continuazione, a un certo punto sono andato a leggerlo anche 2 o 3 volte il testo del DDL Zan, e la teoria del genere è proprio definita all'articolo 1 del DDL Zan. Non è una questione demagogica o paventata dalla destra come qualcosa di cui aver paura. Semplicemente sulla teoria del genere manca proprio una cosa di base, manca la discussione. Cioè di questa teoria del genere noi abbiamo lo stesso Bortoluzzi del Partito Democratico, che è un avvocato, che è una persona preparata, così colà, che prima ci ha detto non so neanche bene cosa sia. Infatti, perfetto. Ma infatti quindi si vuole utilizzare il DDL Zan apparentemente come norma a tutela dei discriminati, che sarebbe corretto, e se fosse solo quello, io ve lo dico chiaramente, sarebbe passato dopo un giorno. E che comunque non ci sarebbe stata nessuna discussione. Ci sono norme si vuole far passare quella cosa lì per metterci dietro 2 cose. Una, la teoria del genere, che come conseguenza cosa avrebbe? Che dopo domani inizieremo a scrivere con gli asterischi alla fine delle parole al posto del maschile utilizzato come neutro. Quali sono le conseguenze pratiche di questa cosa qui? Non è mai stata spiegata, oltre al fatto che non è mai stata discussa, oltre al fatto che sempre il DDL Zan prevede l'istituzione della giornata nazionale contro l'omotransfobia, che fin lì va bene. Il punto è che si dice che scuole e pubbliche amministrazioni e il Dipartimento di Pari Opportunità del governo dovrebbero avviare delle iniziative per questa cosa, e questo cosa significa? Significa dare dei soldi alle associazioni di difesa contro la discriminazione eccetera, e quindi c'è anche un tornaconto diretto da parte della sinistra. Parliamo di una teoria, quindi è giusto che una teoria, a questo punto ci sono quelli della teoria che il mondo è piatto, hanno diritto di entrare nella scuola, non è mai stata discussa. Bortoluzzi l'hanno tirata in ballo, 30 secondi se vuole replicare, poi chiudiamo. Questa teoria del genere. Il DDL Zan non definisce una teoria, cos'è la teoria di genere, che lo confermo. Continuo a non capire cosa si intende quando qualcuno mi viene a dire che si vuole insegnare la teoria di il gender nelle scuole. È una cosa, un'espressione assolutamente senza senso. Bortoluzzi, se lei riprende la norma all'articolo 1 si chiama, la rubrica dell'articolo 1 del DDL Zan si chiama definizioni, e sulla definizione di genere si espone la teoria del genere. Perché si dice genere inteso anche in senso contrario rispetto a quello che è il sesso biologico. Beh, certo. Quindi anche nel tempo può variare. È inserito in quella norma. Ma lei dice certo, ma su questa cosa, mi perdoni, non c'è mai stata nessuna discussione, e mi sembra un tema abbastanza delicato da far passare mentre c'è un governo di unità nazionale con una maggioranza eterogenea che in teoria doveva occuparsi solo di pandemia ed economia. Cioè, a me pare veramente surreale che oggi parliamo del DDL Zan. Vincete le elezioni e approvate il DDL Zan. A parte quello, io vorrei per inciso dire ci sono tutta una serie di norme che hanno tutelato, e l'ha dimostrato nel 2015 c'è stata una sentenza esemplare a Napoli di un giudice su un fatto proprio di un reato appunto di prevaricazione, di abuso, adesso nella definizione mi ricordo che in quella sentenza addirittura il presidente dell'Arcigay disse: qui abbiamo abbattuto un muro, finalmente adesso ci sarà il coraggio di denunciare. Quindi normativamente c'è un impianto a difesa di soprusi, prevaricazioni delle minoranze, per cui qui stiamo parlando di altro, e ripeto, il problema è proprio la semplicità che nasconde il cavallo di Troia. E ne parleremo molto a lungo. Quindi io vi ringrazio per questo bel dibattito, perché abbiamo toccato molti temi. Quindi grazie ad Alessandro Bortoluzzi, Partito Democratico, noi per Conegliano.
Grazie Bortoluzzi, grazie a Raffaele Freda, capogruppo in Consiglio Comunale a Preganziolo di Impegno Comune Fratelli d'Italia, per Indipendenza Veneto, ma soprattutto assessore comunale all'istruzione per il Comune di Treviso, Silvia Nizzetto. Grazie a voi. È tutto per il momento, finisce qui la nostra diretta del mezzogiorno, ritorniamo in onda alle 18:30 con tutti gli aggiornamenti sul fronte della cronaca, della politica e dell'attualità. 18:30 Veneto, 19 Venezia, 19:30 Treviso Belluno. Ringrazio dalla regia Italo Morao e Renato Capoia, grazie a voi per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.